E naturalmente anche questa mattina, prima degli ospiti graditissimi, leggiamo qualche paginetta di questo bellissimo libro per far capire che questi ragazzi, per diventare adulti, bravi, anche con una certa passione, bisogna accompagnarli perché da soli non ce la fanno mica. Allora, eravamo arrivati a questo. Stasera vi dico che adesso io investirò nell'unico nipote che ho e che adoro. Questo nonno che ha capito l'importanza di questa passione, che ha questo nipote che lo accompagna, ed è una cosa bellissima perché ecco che diventa il punto di riferimento per questo ragazzo. Lo aiuterò e so che lui non starà certo a guardare e nemmeno ad aspettare. Oltretutto questo giovane è sempre stato bravo, perciò il mio regalo di laurea sarà il suo brevetto di volo. Sì, avete sentito bene, il brevetto di volo. I genitori si guardavano tra loro spaesati e guardavano il figlio. Capivano che non scherzava e che quella in ogni caso non era la serata giusta per avanzare eventuali obiezioni. Sì, perché Leon era il settimo cielo. Non ci credo, sto già volando. Il nonno, per non smentirsi, si era messo a spiegare, dando corpo alle sue esternazioni. Da quel brevetto e frequentazione del campo volo avrebbe potuto nascere un'opportunità. Chi lo sa, una collaborazione a chilometri zero, proprio con quell'azienda molto promettente e di cui in zona si parla benissimo. Adesso presento i graditissimi ospiti. Abbiamo vicino alla Mirella la dottoressa Simona Cosciotti, direttrice scolastica, Istituto Alberghiero Maffioli, perciò una professoressa che ha capito benissimo tra poche righe che ha letto Mirella il significato di questo libro. E saluto anche il professor Marco Valletta, vicepresidente Istituto Alberghiero Maffioli. Allora, grazie intanto di essere qui e soprattutto, professoressa Cosciotti, il messaggio che vorrei dare questa mattina, perché io continuo a sentire, anche domenica ero in una zona turistica, i giovani non vogliono lavorare il fine settimana, vogliono solo divertirsi, vogliono subito tanti soldi, cosa che non è assolutamente vera. Io nei locali ho visto solo giovani. Nei locali che frequento da anni ho visto i soliti giovani, ho detto come mai? Perché sono pagati bene, sanno lavorare bene, perciò il titolare ha capito l'importanza di investire su quel ragazzo e di dare la dignità anche del lavoro che fanno, che è un lavoro faticosissimo. Sanno minimo due lingue, sì, perché stiamo parlando di zone turistiche, certo. E soprattutto quello che mi ha colpito, quello che mi ha detto un coordinatore che segue i ragazzi. Sai Mirella, sono molto educati, ma hanno poca manualità. Allora, prof, come... Ecco, vediamo di incastrare un po' tutto questo puzzle. Posso dirti una roba? Sì. Quasi la dirigente Casciotti. Caciotti. Caciotti proprio. Caciotti, ecco, mi hanno sbagliato il cognome. Si innamora anche a loro. Gli autori si innamorano. Si innamora. Caciotti, lo diciamo anche alla regia. Allora, prof, Caciotti, cosa mi dice? Ecco, è vero quello che ha raccontato la Mirella, che la Mirella punta molto sui giovani, il futuro, dico... Beh, è giusto assolutamente puntare sui giovani. Io sono appunto la dirigente dell'Istituto Maffioli, è un istituto alberghiero e confermo che appunto i nostri studenti nel fine settimana, molti dei nostri già a partire insomma, appena possono, insomma, da 16 anni lavorano nel fine settimana. Ecco, poi chiaramente il problema casomai è sapere come vengono poi pagati, insomma come e quanto vengono pagati questi studenti, perché ovviamente noi al Maffioli abbiamo il nostro è un indirizzo alberghiero, per cui abbiamo 3 settori, gastronomia, cucina, sala vendita e bar e accoglienza turistica e quindi insomma lavorano nei bar, nei ristoranti, negli alberghi e chiaramente sono lavori faticosi, insomma, ecco, sono lavori faticosi, spesso lavorano fino, ecco, io per esempio li ho visti proprio anche nei ristoranti lavorare fino a mezzanotte e l'una di notte ed è molto faticoso, però devo dire che i nostri lavorano, sono ragazzi seri, molto responsabili, che si mettono in gioco, lo abbiamo visto proprio da poco, visto che siamo reduci
gara nazionale degli alberghieri. Che vi ha visto vincitori. Che ci ha visto vincitori, esatto. E ovviamente questo è un motivo di orgoglio. È chiaro che una gara nazionale come quella degli istituti alberghieri, quest'anno eravamo circa in 23 a competere, perché poi insomma queste competizioni... No, pochi, sì, non pochi, però l'anno scorso erano anche di più, solo che queste competizioni costano anche, no? Perché per spostarsi chiaramente costano. E dicevo, certamente è motivo di grande orgoglio aver vinto la gara nazionale degli alberghieri, e sicuramente i protagonisti sono indubbiamente gli studenti che però sono stati accompagnati, perché questo poi è il compito della scuola. Il Maffioli è una scuola che accompagna i propri studenti, e i nostri studenti di quarta, poi alla fine appunto le vincitrici sono state 3 studentesse di quarta, hanno dimostrato di essere 3 ragazze per tutti e 3 i settori che abbiamo. Le 3 diciamo articolazioni o curvature. 3 ragazze appunto hanno vinto. Una ha vinto il primo premio, Linda Poloniato ha vinto il primo premio per Salabara e vendita, un'altra studentessa, Emma Figuera, ha vinto il secondo posto per enogastronomia cucina, e Gaia Righetto della quarta di accoglienza turistica ha vinto il secondo premio per accoglienza turistica. Chiaro che le ragazze si sono preparate, cioè sono ragazze che chiaramente hanno subito delle selezioni interne, perché insomma noi ovviamente le scegliamo, e ha vinto la meritocrazia, no? Noi facciamo delle selezioni interne, i docenti scelgono i loro studenti, dopodiché durante l'anno scolastico, perché poi appunto gare come queste non si improvvisano, cioè si preparano e c'è molta cura del dettaglio. Gli studenti vengono anche, devono dietro essere le quinte anche... un lavoro lungo e faticoso. Esatto, ma anche bisogna lavorare anche proprio sull'autostima degli studenti che chiaramente si mettono in gioco, perché cioè, comunque vincere, poi trovarsi, no, a competere con altri studenti di altri territori di tutto il territorio italiano diventa una sfida, diventa sicuramente per una loro, sfida, è un passaggio formativo, certo, assolutamente importante, e insomma hanno dimostrato davvero di essere in quarta. Allora, andiamo a vedere questi servizi, sia quello del telegiornale che anche poi il servizio dell'Istituto Maffioli, perché è molto importante capire chi sono questi ragazzi e soprattutto questo premio molto importante, questa sfida vinta proprio dal Maffioli, da questi ragazzi. Andiamo a vedere. Ancora un grande applauso per Linda. Un sorriso emozionato, il trofeo stretto tra le mani e la soddisfazione di chi ha trasformato passione e studio in un successo nazionale è Linda Poloniato, studentessa del Maffioli di Castelfranco Veneto, una delle protagoniste assolute della gara nazionale degli istituti alberghieri 2026. Sono molto emozionata, so di aver lavorato tanto e è un bel traguardo. È un grande onore perché dimostra il mio impegno, quanto ho lavorato in questi mesi di lunga preparazione, e sono veramente orgogliosa di quello che mi sono portata a casa stasera. Nella splendida cornice di Villa Corner della Regina a Villorba si sono sfidati studenti provenienti da 23 istituti alberghieri italiani, tra cucina, salabara e accoglienza turistica. Noi dobbiamo distinguerci e dobbiamo distinguerci verso l'alta qualità. Non possiamo fare concorrenza a un mercato turistico di bassa qualità, perché questo non può essere il futuro di questo paese, e quindi la scuola diventa il motore fondamentale di questo cambiamento.
Una competizione ad altissimo livello fatta di tecnica, lingue straniere, creatività e professionalità. A conquistare la categoria sala bar e vendita è stata nuovamente Linda Poloniato, che ha fatto incetta anche di premi speciali per il miglior servizio di sala, la degustazione e la tecnica bar. Successo anche per Sofia Nembrini e Linda Salvetti dell'Istituto San Pellegrino Terme, vincitrici rispettivamente nelle categorie enogastronomia e accoglienza turistica. E alla fine arriva anche il riconoscimento più prestigioso miglior istituto d'Italia all'Ipseoa Maffioli di Castelfranco Veneto. È una soddisfazione insomma, che mi riempie l'animo e il cuore di soddisfazione sia per i risultati che hanno avuto i ragazzi sia per quello che insomma, guadagniamo noi come istituto Maffioli, insomma, che puntiamo sempre all'eccellenza e a lavorare sui ragazzi, sui loro sogni e sulle loro soddisfazioni, e quindi insomma doppiamente contento, prima di tutto per loro e poi per il nome che portiamo avanti come istituto. Un risultato che premia studenti e insegnanti, ma anche il valore della formazione alberghiera veneta, sempre più punto di riferimento tra tradizione, ospitalità e nuove competenze. Ed ora andiamo a vedere chi si aggiudica il primo premio. Primo classificato come migliore istituto, Maffioli! Complimenti davvero. In bocca al lupo ovviamente per il vostro proseguo, per i vostri studi e ovviamente un mondo che è quello del lavoro che speriamo insomma possiate accogliere a braccia aperte. Targa per l'eleganza, la professionalità e l'accoglienza per l'Istituto Maffioli Poloniato Linda. Eccola Linda, il tuo premio attestato come migliore degustatore all'Istituto Maffioli Poloniato Linda. Ti facciamo fare le scale più volte questa sera, complimenti. Targa migliore tecnica di bar che è per l'Istituto Maffioli Poloniato Linda. Oh, bello. La facciamo comunque vedere lo stesso. Preside, vuole fare lei intanto una foto con Linda e io direi anche veramente di stringere la mano perché 3 premi così insomma veramente meritatissimi. Quindi il primo classificato per la sala bar e vendita all'Istituto Maffioli Linda Poloniato. Linda, questa sera hai sbancato. E quindi secondo classificato accoglienza turistica per l'Istituto Maffioli è Gaia Righetto. Il secondo classificato di enogastronomia è per l'Istituto Maffioli Emma Figuera. Abbiamo Rinaldo in linea da Venezia. Allora, nonno, cosa vuoi dire a questa ragazza? 3 premi su anche un parterre molto importante, perciò erano in diversi. Prego, Rinaldo. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Intanto complimenti all'Istituto Maffioli. Intanto complimenti all'Istituto Maffioli. Perché sì, Binella, ti mi senti? Sì, benissimo. Guarda, complimenti all'Istituto Maffioli perché quello che gestire fa sti fiori adesso non è un lavoro semplice, è un lavoraccio, perché l'impegno che gli mette, neanche un moderno fa la fatica sua. Conosco benissimo questo ambiente, va bene? L'importante è chi sappia lavorare quella roba autoctona, quella roba nostra del Veneto. Perché in Veneto avremo tantissima roba che nessuno ha, dal frutta e verdura, al pesce e robe, e chi conosce la stagionalità della roba. Adesso i ristoranti, le tacche che ne sono da in premia, senza esagerare, va bene, li conosco benissimo, e i fiori, adesso i dopperati, adesso per esempio in questo momento che sarebbe il pesce in laguna, i pisati di laguna, che una volta si mangiava bisatei da 8-9 etti, va bene? E agli amurei fritti e fine del mondo.
in più questi isottoli, che sono tipo di seppia, per fare la pasta asciutta, che si imbriaga da quanto buoni chiese, che abbiamo dei primizie sue frutta, verdure, carciofi e roba, ma bisogna conoscere la stagionalità, perché adesso mi puoi vendere un carciofo romano, perché non lo so, mi puoi il Mafioli è un istituto, no bravi, ancora di più, perché ha sempre fatto formare gente competente. Buon lavoro alla signora e bravi lavoro. Grazie caro Rinaldo. Allora andiamo dal professor Valletta, professor Marco Valletta, il professore. Intanto è un piacere rivedere questo premio, questa ragazza, soprattutto come diceva la dirigente Cacciotti, la semplicità, la spontaneità con la quale esprimeva tutta la sua soddisfazione, la sua gioia dopo tanto lavoro e sacrificio. Però, professore, se c'è la passione prima o poi salta fuori e vinci, non c'è niente da fare. Perché se riesci a trovare la passione, concentrarti su quello e fare il tuo lavoro fatto bene e con passione, non ce n'è per nessuno. O sbaglio? Però siete voi che dovete cercarla, la passione. Io prendo spunto dal libro che tu hai letto, no? Il nonno e l'idea del sogno, di coronare un sogno del nipote. Allora, due palestre di vita importanti sono sicuramente la famiglia, il tessuto familiare e la scuola. Per motivi diversi. Nella famiglia c'è anche il supporto, diciamo così, emotivo che slancia, no? Ma bisogna educare i ragazzi al sogno. E la scuola deve allenare i ragazzi al sogno, a saper scegliere consapevolmente. Allora, noi siamo fortunati che abbiamo una scuola che concilia spesso un aspetto teorico e pratico in una fusione unica. E poi c'è questa cultura di orientare i ragazzi ad un mondo che è molto eclettico, quello della ristorazione, dell'alberghiere, dell'ospitalità, per cui i nostri ragazzi hanno la possibilità di respirare un'area di confronto importante, e il confronto più importante sono loro con altre persone. Loro non lavorano davanti ad una macchina, con una sega, con un martello, più con un computer, loro lavorano con delle persone. E forse il vantaggio del nostro istituto, che altri istituti magari hanno in maniera diversa, è quello di relazionarsi, perché nelle simulazioni laboratoriali c'è questo confronto reale, no? Io ti dimostro come si fa il cameriere, poi mi siedo per mangiare, poi cucino per te, ti accolgo in quel modo. E questi stili sono espressioni di palestra, di allenamento, che fa la scuola e deve farlo, e sempre di più deve farlo. Poi c'è un'altra cosa importante, è educare i ragazzi alle scelte consapevoli. L'orientamento è fondamentale perché loro possano vivere una vita scolastica serena, tranquilla, con attenzione, ma sempre con una sorta di pulce all'orecchio. Sto facendo bene, è questo il mio lavoro, posso cambiare, perché se noi prima intercettiamo, no, gli orientamenti dei ragazzi, le famose competenze loro, le soft skill che loro dovrebbero avere, no, è più facile anche orientarli per renderli più sereni. Uno può cominciare l'alberghiere e diventare cardiochirurgo, uno va al liceo, non ce l'ha fatta, viene da noi e si realizza di diventare un ottimo maître. E sono tante le testimonianze che facciamo come scuola, e quindi siamo contenti per questo. Coronare un sogno, educare al sogno e metterli in gioco consapevolmente. Allora, due domande facciamo alla dirigente Cacciotti. Il primo, lei ha detto una cosa molto importante prima. Ha detto, per spostarsi e partecipare a questi eventi molto importanti bisogna avere una possibilità economica importante, perché i viaggi costano tutto. Però se ci crede, lei ci crede, questi ragazzi se lo ricorderanno finché vivranno, diranno: la mia dirigente ha creduto in noi ed è riuscita a farci partecipare. A loro non interessa come. A loro interessa partecipare, confrontarsi. E da là nasce questa accoglienza, il premio anche all'accoglienza. Allora si dicono: i ragazzi non parlano, i ragazzi non si confrontano, i ragazzi, ecco, sono sempre chiusi. E no, qui è la scuola che deve intervenire, deve fare questo confronto. Ma come non si trovano i soldi per fare questi premi che diventano per loro dei premi importanti? È come avessero preso la laurea, un premio del genere. 3 premi vuol dire impegno, vuol dire passione, sacrificio. Eppure lei è riuscita a capire che i suoi ragazzi dovevano partecipare a questo evento. È riuscita a impegnarsi anche lei e cercare di far capire l'importanza dell'evento
agli sponsor, anche a quella che era la scuola che doveva trovare queste soluzioni. Certo. Ecco, quanto difficile è stato? È possibile mai che quando ci sono cose utili per tutta la comunità, perché poi questi ragazzi vanno a casa felici, c'è l'armonia, il racconto, pensate quante cose, questi ragazzi sempre chiusi che si aprono a ventaglio perché hanno partecipato a un evento e c'è tanto da raccontare, da sognare, da pensare a un futuro. Ecco che non ti annoi. Cos'è la noia allora? Prego, Cacciotti. Dunque, noi ovviamente utilizziamo anche per partecipare a queste competizioni. Noi partecipiamo a molte competizioni, poi ogni volta siamo stati, per esempio quest'anno siamo stati all'Etna Cocktail come del resto tutti gli anni, poi a novembre eravamo già venuti tra l'altro qui a Sveglia Veneti da lei proprio per raccontare della cena di gala a Rio San Martino di Scorsese, ecco, in occasione del centenario del Maffioli. Ecco, noi diciamo che partecipiamo. Sicuramente bisogna fare un attimo una scelta perché ci arrivano tante richieste, non possiamo partecipare a tutte le competizioni. Noi appunto utilizziamo in parte il contributo volontario delle famiglie, che per noi è sicuramente molto importante. E poi per prepararli questi ragazzi, come dicevo prima, cioè preparare questi ragazzi per una competizione richiede appunto sacrificio, richiede dedizione, non si improvvisa, come dicevo prima, per cui magari un piatto, un cocktail magari si riproduce tante volte, per cui chiaramente ci vogliono le materie prime. E quindi chiaramente per noi è sicuramente importante anche il contributo delle famiglie che per fortuna insomma ecco comunque comprendono l'importanza di questo. Prof, no? Che non mi tornano i conti, nel senso noi abbiamo degli industriali che potrebbero fare veramente sponsorizzazioni incredibili. Io dico sempre, magari qualche palazzo in meno e qualche yacht in meno, e magari, visto che poi magari tengono chiuso, non ci vanno mai, e impegnarsi su quello che è anche il loro futuro. Perché impegnarsi nei giovani, nella scuola, aiutare questa scuola che è sempre in grosse difficoltà, le famiglie che magari non possono contribuire per vari motivi, è un investimento che fai a tutta la società, alla comunità, che è un investimento forte, importante, che rimane. A quel sponsor là io darei un premio a casa, guarda cosa ha fatto. Ecco, io penso che forse dobbiamo cambiare anche la cultura del dono. Però è vero una cosa, il nostro istituto è anche fortunato perché noi abbiamo delle aziende che sostengono e sponsorizzano le grandi spese tecnologiche all'interno dei nostri laboratori. Adesso non cito l'azienda per correttezza, ma abbiamo delle aziende che ci hanno arredato una parte della cucina a Montebelluna, a Castelfranco, e neanche a fare apposta il tornaconto è che spesso i nostri ragazzi poi vanno a lavorare anche in azienda, quindi la ricaduta. Però questa è una lungimiranza di natura imprenditoriale, non una brevimiranza. È vero che poi nel mero acquisto delle materie prime, cioè la sponsorizzazione legata a un chilo di pesce, è a volte più difficile trovarla, però noi siamo fortunati in questo, dove possiamo alleviare le spese della famiglia, la dirigente autorizza lo staff per lavorare, per raccogliere fondi, e spesso ci autofinanziamo. Abbiamo per esempio degli avanzi di magazzino che possiamo gestire, li mettiamo in vendita al bar per autofinanziarci, dove anche il docente, comprando il caffè, pagando il caffè, magari compra la tartina, questo, quindi autofinanzia la scuola, una sorta di fundraising a tutti gli effetti. Però il territorio è fortemente sollecitato, e volevo dire che grazie ai nostri ragazzi, ma grazie anche alla forte contestualizzazione col territorio, che la nostra scuola ha questi risultati, perché se non ci fosse una rete, una sorta di rete, questi risultati non ci sarebbero. Il problema è che quando io sto molto attenta alla politica, e lo dico sempre, alla trasparenza dei soldi pubblici. Allora io vedo una marea di soldi pubblici proprio buttati, ma buttati al vento.
Allora, se noi iniziamo invece a fare un cambiamento culturale e invece investire, perché bisogna investire nei giovani, bisogna investire nella famiglia, investiamo allora, perché ormai a parole, a progetti, penso che la dirigente qui ha capito quanti inviti abbiamo, quanta preparazione dobbiamo fare. Però bisogna investire per mettere a proprio agio questa scuola, e io non devo essere fortunata a trovare il Mafioli, io devo avere quello che mi aspetta di diritto se credo in me stesso e ho una certa passione. Non c'è niente da fare. Allora io direi che anche questo cambiamento culturale, oltre a tutti noi che dobbiamo farlo, perché c'è bisogno di un cambiamento culturale a mio avviso in tutti i sensi, ma a 360 gradi, dovrebbero fare queste associazioni di categoria, ecco, dovrebbero iniziare a fare squadra. Perché la squadra è vincente anche nella sponsorazione. Prof, cosa ho detto? Ho detto qualcosa di sbagliato? No, è una questione di priorità che la politica deve fare, e deve mettere una priorità che tocchi le persone. Allora, noi abbiamo una priorità sanitaria, per esempio, ed è giusto che ci sia, perché la tutela degli anziani va fatta, o anche delle diversità, è giusto. Però noi dobbiamo pensare che il giovane ha una grandissima importanza, perché è il nostro futuro. Allora, quando io faccio un investimento in banca per il futuro, è a lungo termine, non è che io metto 100 euro e poi dopo il giorno dopo, ma ci vogliono anni per avere. Allora, se noi investissimo sui ragazzi, soprattutto nelle scuole di qualsiasi grado, no? Di qualsiasi tipologia, sarebbe una scelta opportuna. Ma questi soldi, questo finanziamento, questa opportunità economica deve avere una finalità. Cioè io devo mettermi in condizione che tutto quello che faccio serva ai ragazzi. Quindi non perché compro solo il computer, ma perché io metto a disposizione il docente che fa venire voglia di lavorare col computer e applica una sua didattica utilizzando la strumentazione. Quindi non è più solo una volontà solo politica, ma è una volontà di cambiamento di idee, no? La dirigente da noi fa questi tentativi, a volte sollecita il collegio docenti di fare iniziative pro studenti, però a volte è un fatto culturale, è un fatto educativo, oltre a quello economico che è importante, ma è un fatto educativo. Allora, alla dirigente invece chiedo, cos'è che la spaventa di più quando lei si confronta con queste famiglie, con questi giovani? Cos'è che chiedono? Cos'è che dicono? Perché dicono i genitori sono poco presenti? Ecco, i ragazzi sono molto chiusi, ecco qua il confronto, l'importanza del confronto, del dialogo. Cos'è che vede, ecco, quando fate questi colloqui che sono fondamentali per voi, per capire anche chi è la famiglia di questo ragazzo? Da là vedi anche il comportamento che poi tiene a scuola, perché voi capite subito che genitori avete di fronte. Prego. No, devo dire che in genere da noi le famiglie sono piuttosto presenti. È una bella cosa. E questo è sicuramente una bella cosa, talvolta anche troppo, devo dire, perché insomma bisogna trovare avere un po' di misura. Sì, bisogna trovare la giusta misura. E io però, ecco, sicuramente, poi però purtroppo si trova anche la famiglia che, mi dispiace dirlo, ma che magari, non so, proprio l'altro giorno mi è capitato appunto di ascoltare una professoressa tutta preoccupata perché mi ha detto preside, guardi, ho parlato con questo genitore mi ha detto che purtroppo le credenziali del registro elettronico le aveva date al figlio. E quindi chiaramente il figlio in qualche modo si autogestiva. Ora, insomma, magari purtroppo qualche volta ci sono queste situazioni e ci sono anche le situazioni poi in cui effettivamente i genitori, quindi bisogna trovare proprio la giusta misura, perché insomma chiaramente i ragazzi vanno controllati, come si diceva prima, come diceva anche lei, i ragazzi vanno aiutati a conoscere se stessi, ma chiaramente insieme, tutti insieme, la scuola e la famiglia, bisogna che ovviamente bisogna collaborare per aiutarli a capire se stessi, a conoscersi, perché come diceva giustamente il professore prima,
a 14 anni, quando si sceglie la scuola secondaria di secondo grado, spesso non ci si conosce abbastanza, e molti studenti che appunto magari scelgono il liceo classico o il liceo scientifico o l'istituto tecnico poi magari ci ripensano e a metà dell'anno magari vengono da noi, no? Dove poi effettivamente si realizzano, perché poi il nostro scopo come educatori è quello naturalmente di scoprire i talenti, di appunto proprio di anche di mettere questi ragazzi a proprio agio. Questo è quello che trovano poi i ragazzi al Maffioli, no? Un ambiente sicuramente, una scuola sicuramente esigente, perché insomma, per raggiungere poi questi risultati devo dire i miei docenti, i nostri docenti sono anche esigenti, però sono anche capaci di, insomma, ecco, di guidarli, di sostenerli emotivamente, perché un grosso problema che hanno gli studenti ora è quello dell'ansia. Ecco, competizioni come queste, per esempio, sono importanti dal punto di vista formativo perché durante queste competizioni i ragazzi proprio devono dimostrare di saper gestire le emozioni, l'ansia, di gestire il confronto con gli altri, e questo sicuramente è poi la cosa più bella, più importante, no? Del partecipare a queste competizioni. Sì, è vero però anche che questi ragazzi fanno fatica ad emozionarsi. Perché? Perché hanno poco confronto, cioè loro con questi social, ecco, io ho letto una dichiarazione di un insegnante che ha detto l'algoritmo non emoziona, l'intelligenza artificiale non ti emoziona. Non è che questi social stanno distruggendo proprio l'emozione, perché con chi mi confronto? Con questo smartphone, col computer, con l'intelligenza artificiale che è un algoritmo? Come faccio a emozionarmi? Non ho niente in mano, ci mancherebbe solo che arrivasse anche la fidanzatina virtuale, come sta succedendo, che abbiamo letto. Allora qualcuno ha detto, cominciamo a dire no ai social fino a 16 anni o a 14 anni. Lei è d'accordo? Oppure bisogna gestirli in maniera diversa perché il mondo va così, con accompagnamento, e quello deve fare la famiglia, deve fare il genitore, non può sempre tirarsi da una parte e dire non ho tempo, cioè non è possibile, cioè quel poco tempo, ma è un tempo importante, lo devi dedicare a chi è tuo figlio, cosa ha fatto durante il giorno, le emozioni, ecco, ti sei emozionato. Io mi ricordo, sai, un ragazzo che mi ha detto, sai Mirella, che mia mamma al mattino non mi dice mai hai fatto una bella notte, hai dormito bene. La prima cosa mi dice sempre lo zaino, il letto, è tutto a posto. Ma è possibile che non si renda conto che magari un abbraccio, lui me l'ha detto, lui me l'ha detto, ma guarda sti ragazzi, se riesci a diventare amica loro ti raccontano quali sarebbero anche i loro desideri. Sì. Cosa dice? E anche in questo caso secondo me bisogna trovare la giusta misura. Quest'anno il ministro, ma io su questo sono proprio totalmente d'accordo, esatto, Valditara ha vietato l'utilizzo del cellulare appunto anche proprio a livello di scuola secondaria di secondo grado. Cosa serve durante la scuola, esatto. La lezione? E io cioè. sinceramente sono stata contentissima perché sicuramente i ragazzi ci guadagnano in termini di socializzazione, che questo poi è importante, no? E durante la ricreazione finalmente i ragazzi parlano di più fra sé, altrimenti effettivamente prima i ragazzi ognuno col proprio cellulare, cioè io mi ricordo appunto di aver visto proprio ragazzini di 6-7 anni seduti sulla panchina. Mi ricordo quando portavo mia figlia a giocare, poi mia figlia giocava all'altalena, perché lei è altalena, lo scivolo, cioè io vedevo invece questi ragazzini già di 6-7 anni seduti in panchina a giocare con il telefono oppure magari ai videogiochi, cioè
E così, no, questo non è un modo di giocare, no? Insomma, io mi ricordo che giocavo a un 2-3 stella, giocavo, insomma, ecco, questi sono i giochi che poi... E poi diventi anche creativo, perché ti inventi anche il gioco. Esatto. Ecco, professor Valletta, la manualità invece, i ragazzi non hanno manualità, è vero, non è vero? Se poi gliela cerchi magari glielo fai fare, magari riesci anche a uscire sta manualità, ma se li lasci là, come dice lei, sempre con sto cavolo di aggeggio in mano, è difficile poi muovere le mani e lavorare. Posso essere cattivo? Sì, sì. Amabilmente, però, per tutti quanti, no? Allora, io credo che ogni cattivo abuso, no, dell'uso fa male. Però è anche vero che in famiglia i ragazzi devono imparare, per esempio in tenera età, a sciacquarsi il bicchiere, a fare una differenza tra il panno spugna e il canovaccio, a mettersi a posto le mutandine quando si spogliano, piuttosto che lasciare lì. Però a volte i genitori fanno prima, piuttosto che educare a fare, fanno prima, puliscono via, eccetera. Allora la ricaduta cos'è? E faccio un esempio, è vero comunque, no? Al primo anno dell'alberghiero al ragazzo gli si chiede asciugami le forchette. Quindi la differenza tra il panno spugna, sai, lo Spontex grande sì, rispetto al canovaccio, e fanno fatica, oppure non sanno asciugare un bicchiere articolando la gestione tra mantenere fermo il fondo del bicchiere e girare. Sono passaggi semplici, ma quelli non li può insegnare una scuola, quelli sono cose di un vissuto educativo e familiare. Fare la lavastoviglie è importante, ma io spiego al ragazzo che se c'è un piatto o due, piuttosto che sprecare l'energia, lavalo e mi fai vedere che c'è un detersivo, che funziona, perché poi questo è quello che fanno a scuola, no? Non si diventa prima grandi cuochi, ma si imparano le cose più semplici. A volte anche spogliarsi e vestirsi è un problema. Noi negli spogliatoi vediamo, siccome i nostri ragazzi si cambiano per fare cucina, per fare divisi in sala, quindi sono sollecitati, a volte escono con la pelandrana di Paperone fuori dal pantalone, gli si deve dire, mentre pure non sanno guardarsi allo specchio per mettersi il fifì giusto. Ora, queste sono delle cose simpatiche che noi comunque riprendiamo ai ragazzi, però rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa, questo mancava. Allora la manualità non è espressione che io so fare o non so fare, io posso imparare, ma io devo essere educato piano piano a fare. E questa è una cultura dell'autonomia. Spesso i genitori, e credo che lì che sia nell'età adolescenziale, no? Anche se le scuole elementari educano alla plasticità, al movimento, però in casa poi i ragazzi non trovano questa ricaduta. Cioè lavorare in casa con le faccende domestiche è una grandissima opportunità e questo deve essere ripreso. Poi la manualità sarà specialistica più avanti, con il tornio quando si allipsia, piuttosto che da noi con coltello e forchetta. Cioè, questo secondo me è un'opportunità che è una piccola palestra che viene, ma a monte ci deve essere già un prerequisito fondamentale: educare al servizio domestico i propri figli. Professor Valletta, a proposito di coltelli, com'è la storia dei coltelli, che questi ragazzi girano coi coltelli, sono tutti coi coltelli, perché poi diventa anche pericoloso, perché non sanno adoperare il coltello, loro pensano di avere qualcosa che non faccia poi così tanto male, ma abbiamo visto poi cosa succede. Io ho più paura di vedere un delinquente col coltello, mi fa meno paura che non un ragazzino di 14 anni col coltello, perché il delinquente lo sa adoperare, lui non lo sa proprio adoperare. È vera questa storia dei coltelli, oppure cosa vede lei? Cosa dicono questi ragazzi? Allora, io rivolgo questa domanda alla dirigente. Allora, io di quello che dico, allora, la cosa importante secondo me è, quando io parlo di autonomia, intendo proprio all'educazione alla responsabilità. Nessun ragazzo sognerebbe di portare via un oggetto pericoloso da casa in giro per fare lo spavaldo, se fosse messo in condizione di ragionare sulla piccola azione. Ma siccome se ne sentono, se ne parla, il ragazzo, se non è educato alla responsabilità, non capisce il valore del pericolo, perché se il genitore in casa gli vieta di fare tutto, non toccare, non fare, non dire, non pregare, no, invece io devo far capire il pericolo dov'è, ma dentro le mura di casa facendo capire la responsabilità, e questo a volte non c'è. Noi non abbiamo mai visto ragazzi che da scuola hanno preso i coltelli che sono a disposizione dei laboratori e portati via. Questo non avviene mai. Vedete? Perché è una questione di responsabilità. Il ragazzo sa che va appoggiato in quel modo, va sistemato in quel modo, se lo prendi male ti tagli, quando devi camminare in cucina col coltello devi lo mettere in un certo modo. La scuola, perché logicamente abbiamo quello, ma poi dopo il coltello ha un'altra valenza.
cosa ha bisogno questo ragazzo di essere notato, per quale motivo va in giro così, che poi sia il coltello, il macete, piuttosto che... E allora la responsabilità va delegata, ma con una bretella, no? Io poi genitore devo riprendere in mano questo, ecco. Sentiamo anche la dirigente a proposito di coltelli, a proposito di bullismo, ecco questa fragilità che lei nota. Sì, io no, ricordo sempre quel professore che ha detto: noi tutte le mattine come salissimo sul Monte Bianco vediamo tutto, il problema è vedere chi di noi ha voglia di scendere e capire dov'è il problema, perché lo vediamo. Prego. Sì, no, sicuramente i ragazzi sono fragili, purtroppo è capitato, sì, è capitato quest'anno una situazione, insomma, in cui purtroppo uno studente è stato trovato con un coltello. Che appunto, ripeto, non aveva preso da noi, era venuto appunto da casa proprio perché aveva avuto delle minacce, e questo ragazzo, piuttosto che parlare con noi docenti, con la famiglia, con il babbo, con la mamma, aveva avuto delle minacce appunto proprio perché purtroppo i casi di bullismo sono da noi più casi di bullismo che cyberbullismo, devo dire, e quindi però pochi, nel senso, pochi, però insomma comunque ci sono, d'altra parte e lui dire quello che è, ci sono, è inutile dire che va tutto bene, ci sono, e basta quindi, uno e non è che ce ne siano bisogni tanti. Però insomma, ecco, per fortuna... Come gestisce questa cosa, gente, quando viene a conoscenza? Ecco. Qual è il confronto? Dove va? Prima di tutto dal prof, allora? No, dunque, allora per noi è successo, da noi è successo così appunto, che sono proprio i ragazzi, quando lo sanno vengono, altri ragazzi compagni vengono e appunto segnalano la presenza appunto del Però siamo coltello. molto tempestivi, noi interveniamo subito, non abbiamo mai avuto grandi problemi. No, sì. no. Noi no, nel senso. E quando questo ragazzo è smascherato, come si comporta? Cioè, cosa dice? Cioè, cos'è che... Chiaramente, cioè, a parte va fatta la denuncia anche perché da 14 anni gli studenti sono comunque perseguibili penalmente, per cui naturalmente io poi gli faccio notare questa cosa e gli dico: guardate ragazzi, a 14 anni siete già perseguibili penalmente, dico voi studiate diritto, potete fare quello che volete, ecco, e pensare che non succeda niente. Quindi insomma comincio a parlare, no, dell'articolo 27 della Costituzione e dico: guardate che la responsabilità è vostra, cioè penale è personale, è vostra. Ma capiscono questi ragazzi oppure per loro? Sì, poi ovviamente si rendono conto, poi chiaramente noi coinvolgiamo, noi interveniamo immediatamente, e è chiaro che noi non possiamo perquisire gli studenti, ma spesso appunto basta, perché poi insomma i ragazzi basta, cioè magari ce lo portano da sé, lo dicono da sé che ce l'hanno poi alla fine, quindi noi non ovviamente, però in quel caso noi interveniamo, chiamiamo le famiglie e cadono dalle nuvole? Sì, cadono dalle nuvole, ovviamente cadono dalle nuvole. E chiaramente bravo noi ragazzo, spieghiamo... il mio bravo ragazzo, vero? No, non sempre. Sì, poi qualcuno dice sì, vabbè, ma sicuramente non l'ha mai fatto. Sì, ho capito, non l'ha mai fatto, però stavolta per l'appunto la faccia, è la prima volta. Poi per fortuna, ecco, da noi non è successo nulla perché interveniamo sempre, però purtroppo bisogna stare molto attenti. Ma siamo noi adulti che dobbiamo essere attenti, la famiglia adulta e la scuola. Se noi siamo attenti a loro, anziché di guardarli e basta, ma li osservassimo nelle relazioni, si scopre chi vuole fare il bulletto e non bulletto, capisci? Allora tu puoi intervenire in maniera anche immediata, perché è fondamentale che non è una questione di sorveglianza, è una questione di attenzione alla persona, e se tu sei attento alla persona puoi capire i suoi bisogni e puoi a volte anche risolvere tante altre preoccupazioni, certo. Pubblicità. Quante cose impariamo questa mattina da questa dirigente, soprattutto anche dal professor Valletta,
per capire che dobbiamo parlare con questi ragazzi, dialogare, cosa hai fatto durante la giornata, ecco, come l'hai vissuta, chiedere cosa hai piacere magari di mangiare qualcosa assieme, magari leggere anche un bel libro assieme, perché certo. no, tornare a quello che si faceva una volta, perché io vedo questi ragazzi, e lo dico alla Cacciotti, a questa dirigente importante, che loro hanno bisogno di dialogare, di raccontare. Il problema è, siccome lo fanno pochi, si chiudono sempre più in se stessi e prima di aprile hai voglia, perché non si fidano. Io vedo, la prima volta hanno sempre gli occhi bassi, ma ti guardano di soppiatto, ti guardano così di traverso per vedere chi sei, cosa fai. Racconto sempre che tempo fa mi sono seduta proprio in questo, vicino a via Giorgetto, dove c'è questo ritrovo di cosiddetti ragazzi, e mi sono seduta proprio in mezzo a questi e li ho abbracciati. La prima cosa che hanno fatto, come avessi, cioè la scossa, la famosa scossa, e tutti mi hanno detto: ma cosa hai fatto? Ma sei fuori? Ma potevi? La prima cosa è che mi hanno chiesto droga, cioè nel senso, vuoi droga? Come mai ti sei... Sì, beh, gira a nastro, cioè lo diciamo qua, ma veramente è una roba alla grande, non so quando qualcuno cercherà anche di capirlo. Però quando nel momento che gli ho detto andiamo a bere un'aranciata, qualcosa ragazzi assieme, dai, vi offro qualcosa da bere, e sono venuti tranquillamente. Ecco che non erano più i Maranza, non so chi ha inventato sto nome, prof, ma che non so, ste etichette, ecco, non lo so, è uscito anche sto nome. Dentro al bar con Mirella erano dei ragazzi semplicemente che bevevano qualcosa sostanziale. Ecco che non sono più quei ragazzi nel momento che tu li togli da quel posto. Perché noi siamo facili, dottoressa anche Cacciotti, quando qualcuno le dà attenzione, a mettere l'etichetta subito. Sì, invece io li ho visti di una fragilità, ma di una fragilità unica. E soprattutto quello che è importante è parlare con loro. Perché si fa così poco? Perché se non ci fosse, eppure loro il segnale, dottoressa, l'hanno dato. Durante la pandemia li trovavamo fuori dalla scuola, nei marciapiedi, era il loro punto di riferimento. Chi avrebbe mai immaginato che doveva essere proprio la pandemia a far capire che i ragazzi, l'importanza della scuola, del socializzare, di avere dei riferimenti? Prego. Sì, no, appunto quello che poi si diceva anche prima, cioè l'importanza della socializzazione, soprattutto poi nel periodo della crescita, è sicuramente sostanziale. Insomma, i ragazzi si devono confrontare con i loro pari, a parte ovviamente con i genitori, insomma, che chiaramente quello già lo fanno, no? Durante l'infanzia è chiaro che il primo luogo in cui vengono educati chiaramente è la famiglia. Poi è importante però anche il confronto tra pari e qui naturalmente entra in gioco l'educazione, perché chiaramente i ragazzi vanno proprio saputi educare, perché sennò poi purtroppo emergono. Questi ragazzi cosa dicono, ad esempio anche del bullismo, ecco, come lo vivono questa situazione? Perché come dice lei ormai c'è in tutte le scuole, chi più chi meno, ma... Lo denunciano. Noi abbiamo appunto abbiamo chiaramente, ogni scuola ha un proprio protocollo per cui noi ovviamente veniamo informati tempestivamente, devo dire. I ragazzi parlano da noi al Maffioli, parlano con i loro docenti. E poi comunque abbiamo lo sportello CIC di ascolto, proprio abbiamo anche lo psicologo, la figura anche dello psicologo all'interno della scuola è importante, perché effettivamente c'è tanta fragilità. Esatto, c'è tanta fragilità e quindi insomma hanno bisogno di parlare e al Maffioli, devo dire, questo succede. Insomma, io sono molto orgogliosa. Allora andiamo a sentire questi genitori proprio dell'alberghiero e poi commentiamo. Per la serie Non molliamo mai, i genitori degli studenti dell'Istituto Maffioli di Fietta tornano a farsi sentire. Ora c'è un'opportunità in più per salvare la sede pedemontana dell'alberghiero, visto che il comune di Possagno mette a disposizione gratuitamente l'edificio che ora ospita la scuola media.
Non molliamo mai, stiamo combattendo, abbiamo trovato una nuova sede offerta gentilmente dal Comune di Possagno nella persona del sindaco Valerio Favero e ci stiamo impegnando perché anche le opportunità che ci danno la Regione attraverso il nuovo sistema 4+2 possa essere, diventare una realtà anche per il Maffioli, per la sede di Pieve del Grappa e proseguire quindi con la nostra avventura in Pedemontana. Già, perché la sopravvivenza del Maffioli in area pedemontana dipende dalla scelta che verrà fatta martedì 25 novembre dal Collegio dei Docenti, chiamato a decidere sul percorso di studi 4.2. Per i genitori si tratta di un'opportunità per l'intero istituto. Crediamo che in questa maniera noi rendiamo attrattivo non solo il territorio della Pedemontana, rendiamo attrattivo tutto il Maffioli, perché possiamo dare a tutti gli studenti del Trevigiano e Bassanese qualcosa che attualmente non c'è. Martedì il collegio docenti avrà in mano la palla per poter fare finalmente gol e quindi terminare questa lunga battaglia cominciata l'anno scorso. I genitori del comitato spontaneo non si fermano, fanno appello ai docenti e al dirigente scolastico, alle istituzioni. E il fatto che la scuola media di Possagno venga messa a disposizione gratuitamente smonta anche il tema del risparmio economico, mentre l'offerta di 64.000 euro arrivata dalla provincia per agevolare le famiglie penalizzate dalla chiusura della sede di Fietta non convince. Ci sembra un po' strana questa offerta, visto che uno dei motivi per la chiusura era il motivo economico, il spendere questi soldi per una zona dove non c'erano studenti, però improvvisamente la provincia questi soldi li ha trovati, insomma, quindi a noi interessa non solo tutelare gli studenti che ci sono adesso, ma il nostro territorio e gli studenti futuri. Allora, professor Valletta, come commentiamo questo servizio, questo genitore che dice ma perché all'ultimo momento salta fuori tutto, ecco, prevenire, cercare prima che venga un caso, anche perché poi l'opinione pubblica, siamo sempre là, dice ma cosa sta succedendo, ma perché? Poi i risultati poi si vedono. Questa è una notizia che è accaduta tempo fa, no? Sì. Così. Però queste sono cose che riguardano la gestione politica, esatto. Sostanzialmente. Noi siamo dei semplici elettori, facciamo un elettorato attivo scegliendo chi governa, ma poi dopo chi fa queste scelte di natura politica è un sistema appunto politico-amministrativo. Però è l'immagine della scuola, perché loro parlano dell'istituto. Sì, però il problema è che la scuola viene assegnata una scatola e noi dobbiamo riempirla. Quindi se l'organizzazione politica ci dice dovete averla lì più lì, in questo posto, noi facciamo un esempio, in passato il nostro istituto a Castelfranco Veneto e in tutta Pedemontana ha cambiato più di 9 plessi, no? E cito Soranza, Patronato, Possagno, Suor Maria dei Bambini di Crespano, prima ex Liceo Levi, il terzo piano. La nostra scuola è sempre stata una scuola dinamica nel territorio e in mobilità, perché la politica ha cercato sempre di gestire e di seguire le logiche territoriali, però noi riempiamo solo le scatole e le organizziamo, le scatole intese come edificio. Però è il messaggio che io dico che arriva anche a questi ragazzi, perché devi far diventare il caso? Allora dopo che diventa il caso, questi genitori si mettono davanti all'istituto e dicono no perché è così, poi si trova la soluzione, ma perché non trovarla prima la soluzione? Cioè se c'è un problema, ed è un problema che riguarda sia la politica che la scuola che la famiglia, si deve trovare la soluzione. Ma perché deve esserci sempre il caso, le telecamere, dopo le telecamere succede che si risolve, perché è così, funziona così, lo vedo. Io ho questa signora che è stato segnalato, questa signora di 82 anni che dorme in macchina alla stazione, è stato segnalato da un cittadino, ma io devo verificare con la politica, con gli amministratori perché dorme, cioè non è che io posso arrivare là con le telecamere, far vedere questa privacy, questa cosa, senza sapere i motivi e perché è successo questo. Allora bisogna prevenire prima che succeda questo, ma non si fa prevenzione. Lei è una dirigente e la prevenzione è difficile, perché la prevenzione comporta che ti devi impegnare, devi trovare la soluzione per fare prevenzione, devi parlarne, devi dire quali sono i problemi e i problemi non devono sorgere. Ad esempio adesso si sta concludendo l'anno, come è andata
andata questo 2025? Col 2026 che è iniziato da 6 mesi? Bene, sì, è andata bene. Con le iscrizioni con le iscrizioni è andato benissimo. In generale. È andata benissimo perché appunto il nostro istituto è assolutamente in crescita, poi a partire dall'anno 27-28 avremo non più solamente i 3 settori di cui si parlava prima, avremo anche una curvatura di enogastronomia, cucina, arte bianca e pasticceria. Questo si allargherà ancora di più? Sì. E quindi devo dire che insomma l'anno scolastico poi abbiamo pensato anche ai laboratori, abbiamo i finanziamenti, abbiamo fatto un laboratorio nuovo giù in Villa Dolfin e nella Dependance, abbiamo ristrutturato Montebelluna. Anche Villa Dolfin, cioè, la bellezza è importante, cioè, veramente con la vostra scuola. Però andiamo a vedere anche il sociale, andiamo a vedere l'ILT Maffioli Cuochi, andiamo a vedere questo servizio molto bello. Un concorso che noi di LILT, che ci occupiamo appunto di prevenzione oncologica, diffondiamo agli studenti, ai loro insegnanti, affinché si possano formare degli chef del futuro che abbiano un occhio di riguardo sulla sana alimentazione. Prevenzione oncologica, sensibilizzazione dei futuri cuochi all'importanza della sana alimentazione. Il progetto La Salute nel Piatto arriva sulle tavole degli istituti alberghieri del Veneto per la 5ª edizione. Collaboriamo insieme a tutte le LILT del Veneto affinché questo progetto venga diffuso a tutti i CFP, quindi i centri di formazione professionale che hanno un indirizzo di ristorazione, e gli istituti alberghieri. Come prevenzione primaria diffondiamo questo messaggio e lo vogliamo fare partendo proprio dalle nuove generazioni. Il nostro riferimento è proprio quello del piatto del mangiar sano promosso dall'Università di Harvard, perché semplifica molto il concetto di come i nostri pasti dovrebbero essere consumati e delle priorità che dovremmo dare nei nostri pasti ai vari alimenti. Oltre 400 studenti, 41 ricette finaliste. L'Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco, il vincitore vicentino quasi sempre in testa, ma la sfida resta aperta a tutti. Abbiamo avuto negli ultimi 2 anni in finale la scuola di Castelfranco Veneto, il Maffioli, e in entrambe le finali abbiamo avuto sempre 2 classi facenti parte appunto del Maffioli. I finalisti sono 3 ogni anno e fatalità il Maffioli si è rivelato essere molto capace. Quello che cerchiamo di fare con questo concorso è appunto mettere i ragazzi nella possibilità di poter creare con le loro tecniche, che loro ovviamente padroneggiano studiando questo a scuola, metterle poi sul piatto, sul campo, producendo dei piatti che rispettino il più possibile questo bilanciamento tra gli alimenti. Allora, professor Valletta, con questo video molto bello vorrei che lei lanciasse anche un messaggio e soprattutto un saluto per far capire l'importanza di questa scuola e soprattutto ecco, quello che ha detto prima fin da piccoli, ecco, il messaggio che vorrei che fosse capito, l'importanza è da piccolo che si inizia a formare questo ragazzo per avere manualità anche in futuro e l'abbiamo visto poi dove possono arrivare. Prego, professore. L'aspetto della formazione del nostro istituto prevede una cosa importantissima, il forte legame con il territorio. Il radioascoltatore prima, quello che ci ha guardato, che ti ha telefonato, ha parlato di qualità dei prodotti con un grandissimo plus. No? La regione Veneto effettivamente è una delle regioni che ha il più alto numero di IGP e DOP per quanto riguarda i prodotti dell'agroalimentare. Quest'anno avete visto il successo di UNESCO, ma la nostra scuola segue, no? Il riconoscimento di una qualità, perché la qualità è conoscenza prima del territorio e poi di ciò che arriva nel piatto in maniera salutare e salubre, e questa è la ricaduta con l'ILT, dove alcuni colleghi di scienze degli alimenti e cucina e sala preparano i ragazzi. Ora, qual è la cosa importante? Se io conosco, quindi se io conosco, so che cosa mangiare. Se io scelgo fare la spesa
cercando di andare non tanto a chilometro giusto, mi piace di più questo termine, no? Io scelgo che lì c'è la melanzana più buona, l'asparago di Badoere, il GP piuttosto che radicchio. Io devo avere questa conoscenza, la scuola mi deve dare questa opportunità, ma io poi devo pensare che i ragazzi siano un po' degli ambasciatori, no? A scuola imparano, vanno a casa, mettono in pratica e dicono ai genitori: mamma, non comprare il radicchio così, compra l'IGP di Treviso, compra l'asparago bianco di Badoere. La qualità. E la qualità, abbiamo visto che se io mangio bene, no? Dentro di me metto tutta una serie di energie e di valori che mi fanno stare bene. Gli asparagi combattono i radicali liberi, per cui come il radicchio sono un plus, formaggi di qualità scelti nel territorio. Quindi è un processo culturale che ricade ogni giorno sulle tavole. Meno cibo processato, quindi evitiamo di comprare prodotti semilavorati eccessivamente diciamo così, processati, ma scegliamo alla naturalità di quello che Madre Natura ci offre in terra veneta. La semplicità del piatto. Sì. Sentiamo invece la dirigente come ci saluta, con quale messaggio, come vuole lasciarci, dottoressa Cacciotti. Allora sì, ovviamente i nostri studenti conoscono molto bene il territorio nel quale sono cresciuti e questo d'altra parte fa anche parte, no, del percorso che fanno presso l'Istituto Maffioli. Però il Maffioli guarda anche siccome fa parte appunto della rete AEHT, della rete appunto degli alberghieri europei, il Maffioli sarà presente con i nostri studenti a Ferrara per una competizione in modo appunto proprio da far conoscere le tradizioni del nostro territorio anche appunto a livello europeo, e saremo presenti a novembre appunto a Ferrara per una competizione in lingua, perché ecco, per noi è importante sì conoscere il territorio, ma poi bisogna anche saper parlare le lingue per poter poi appunto diffondere il famoso dialogo, esatto, no? Il dialogo appunto per poter diffondere le tradizioni e la cultura, la nostra cultura appunto italiana, veneta, anche all'estero. Grazie, grazie ai miei graditissimi ospiti. Pubblicità. Una camminata per socializzare e riscoprire le bellezze del quartiere, una camminata per stare bene insieme. Succede da febbraio a San Michele di Bassano, dove tutti i lunedì mattina i residenti si ritrovano al centro socio-ricreativo e partono per i sentieri che si snodano tra i prati e le colline. Come le è venuta questa idea? Perché San Michele è piccolo e avevamo bisogno di trovarsi un po' insieme, e allora mi è venuta l'idea così di partire. E non vi siete più fermati? No. Socializzare come ho socializzato in questi 2 mesi è stata una sorpresa, perché camminando sei più rilassato, parli un po' con uno, con l'altro, non hai solo quella persona come quando vai a camminare in 2 o 3, e secondo me è una cosa molto positiva. E fatelo in tanti posti, in tanti quartieri. È liberatorio, possiamo definirlo così? Sì, proprio, sì, è proprio una cosa socievole che si fa tutti assieme, è bello. E si sente meno la stanchezza? Manca, ma la stanchezza proprio io non la sento. Con queste passeggiate ho riscoperto posti che non avevo neanche mai visto, per cui oltre al socializzare, come ha detto la signora che mi precedeva, è anche bello perché si vedono posti effettivamente che non avevo mai visto. Da un piccolo gruppetto di 10-15 persone, adesso siamo arrivati a 25-30 persone. Diremo che il Consiglio di quartiere ha accolto fin da subito con positività questa idea. Abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, la nostra logistica, e offriamo a tutti i partecipanti ogni lunedì mattina una buona colazione, sì che possono partire con uno slancio assolutamente positivo. E chissà che l'idea non venga copiata anche da altri quartieri bassanesi.
Allora saluto e ringrazio Giovanni Carraro, giornalista, scrittore, che presenterà questo nuovo libro sulle prealpi bellunesi. Buongiorno. Allora, camminare, guardare la natura, questo patrimonio che abbiamo, che è il nostro territorio. Avete sentito, abitano là e non sanno neppure che ci sono quei posti bellissimi. Ecco, la cultura anche e soprattutto della natura, ecco, ammirare la natura, che vuol dire socializzare, vuol dire vedere con occhi diversi quello che offre il territorio. Prego, Carraro. Beh, sì, l'argomento principe, quello della natura quando si va a camminare. Io mi occupo sostanzialmente di dare una guida con le mie pubblicazioni, perché tante volte non si sa dove andare a passeggiare. È ovvio che se ci sono zone come Bassano, loro sono abituati ai colli alti, per esempio i Solaroli o anche la Val Brenta stessa, però magari andando dietro il Monte Grappa ci sono tanti altri itinerari, come ad esempio la Valle di Seren del Grappa, oppure la Valle di Schievenin, la Valle, l'anfiteatro di Alano di Piave, tutta la pedemontana del Grappa, no? Quindi questi gruppetti che si mettono insieme possono anche sfogliare delle guide che siano certificate, che siano affidabili. Ce ne sono molte, non è che faccio soltanto una celebrazione di quello che ho fatto io, ci sono tanti che hanno creato qualcosa e quindi bene, insomma, che ci siano questi gruppi. L'importante è che siano anche organizzati a livello diciamo legale, tra virgolette, perché quando ci si mette insieme per fare una passeggiata non è così scontato l'aspetto della sicurezza, no? Esatto. Perché quando ci hanno fatto fare i corsi di guida escursionistica è stato un argomento importante, quindi suggerisco anche a chi vorrà fare gruppi di escursionismo che ci sia questo aspetto, quindi una guida tutelata che porti fuori, una guida certificata che porti fuori il gruppo a camminare, perché basta poi un piccolo incidente, non occorre che ci siano grandi cose, ma anche una semplice slogatura che nascono i guai. Ecco. Senta Carraro, cosa vorrebbe dire alla scuola? Questi ragazzi che sono molto pigri, si muovono poco, c'è il problema dell'obesità, perché non iniziare proprio un cambiamento culturale anche come formazione scolastica per quanto riguarda proprio le nostre bellezze del territorio, far sì che questi ragazzi riescano a capire l'importanza di questa natura che hanno a 2 passi da casa ma non si muovono. Ecco, la scuola è fondamentale in questo, però abbiamo sentito pochi soldi, non si investe, assicurazioni, come diceva giustamente lei, questa scuola è un po' ingessata, bisogna dire la verità, bisogna sempre cercare sponsor perché veramente gli aiuti sono pochi, ma facciamo un bene alla comunità, facciamo un bene, già ne abbiamo pochi di ragazzi, se non curiamo neppure questi. Prego Carraro. Beh, guardi, lei ha toccato un argomento che a me piace tantissimo, quello delle scuole. In centinaia di serate che ho fatto a presentare i miei 9 libri, la platea più bella che ho avuto davanti è quella dello studente, dello scolaro. Ahimè, mi chiamano poco le scuole. Quando ci sono andato ho sempre avuto delle grandi soddisfazioni. Ho fatto delle terze medie, ho fatto delle quarte, quinte superiori recentemente, proprio a Castelfranco. Io credo che sia la platea più bella in assoluto, quella che reagisce di più, quella che è più stimolata anche a certi argomenti, non solo escursionistici, anche culturali, storici. E le porto un aneddoto. Proprio in una di queste sessioni c'era il solito gruppetto giù in fondo che faceva casino, perché quelli davanti sono tutti secchioni, no? Che ascoltano con gli occhietti, eccetera, e giù in fondo fanno casino. Allora io cosa ho fatto? Ho preso il microfono, sono andato giù in fondo e ho cominciato a stuzzicare quelli chiamati maranza, ho sentito prima, diciamo che non erano proprio maranza, ma quasi. Quando sono andato giù sono rimasti un po' così e uno mi ha anche aggredito, nel senso, gli ho fatto una domanda un po' storica, quali erano gli schieramenti della Grande Guerra sul Grappa, eccetera, no? Uno
ha detto bene, l'altro mi ha un po' sfidato. Però questo soggetto che mi ha sfidato, alla fine di tutto il mio convegno, è stato quello che mi ha chiesto quali erano i sentieri da fare in mountain bike, perché a lui piace la mountain bike e nessuno gli dice dove andare, eccetera. È stato lì con me un quarto d'ora dopo che se ne erano andati via tutti. Quindi cosa significa questo? I ragazzi bisogna saperli leggere, bisogna sapere quali sono le loro esigenze e non dar per scontato che dobbiamo presentarci da accademici e far vedere la geologia, la natura e quant'altro della montagna, ma capire che cosa cavolo vogliono sti ragazzi. E sono veramente, ci sono delle sorprese da questo punto di vista. Non è solo questo caso, ne ho avuti anche altri di casi, diciamo meno emblematico diciamo, di questo, però proprio che confermano che questi ragazzi hanno bisogno di essere capiti, secondo me. È comunque la platea più bella che ho. Ecco, mi fa piacere che l'abbia detto Carraro. Quello che però non riesco a capire è che abbiamo una scuola ingessata, perché questi ragazzi, io a volte ho questi studenti che vengono al sabato e mi fa molto piacere, quando posso li invito sempre, sono loro che dicono che vogliono una scuola diversa, una scuola che gli intrighi di più. Io capisco che la didattica è anche importante, ma non può vivere solo di didattica la scuola, ecco, e non può fare tutto all'interno della scuola, gli orti, il teatro, tutto dentro la scuola. Il ragazzo deve uscire, deve confrontarsi con le realtà del territorio, deve dialogare con le realtà del territorio, però non si fa perché non ci sono i fondi, le famiglie non hanno il tempo, la scuola fa quello che può. Cosa dice Carraro? Come fare? Il mondo del volontariato è lontano mille miglia con questi ragazzi, non lo conoscono, non sanno cos'è, veramente si fa fatica a fare squadra, però loro sono là che stanno aspettando, come dice lei, che qualcuno gli chieda: tu ma cosa hai voglia di fare? Cos'è che ti interessa? L'ha detto lei, ma è così difficile capirlo. Prego Carraro. Oddio, io non so adesso scendere nel dettaglio di quali sono gli aspetti organizzativi di un istituto scolastico, perché sinceramente sono un po' distante da questo. Io guardo il mio, mi chiamano poco. Se mi chiamano i comuni, mi chiamano gli alpini, mi chiamano le Proloco, mi chiamano le associazioni, i teatri, eccetera, perché le scuole non mi chiamano? Forse non ci pensano, non lo so. Io finora, in tutti questi anni, sono stato chiamato soltanto 2 volte dalle scuole, anzi no, 3 volte dalle scuole. E cavoli, perché non si danno da fare? Io sono anche a disposizione, magari chiaro che devo vedere anche le scalette, perché come dice lei adesso sto presentando un altro libro e sono un po' saturo di eventi, però io sarei disponibilissimo se c'è un'aula magna da riempire. E le assicuro che sono contenti, perché le professoresse già 2 volte che mi sono presentato mi hanno detto: noi non abbiamo mai visto la platea così attenta come in questo caso. Vuol dire che gli interessa. Se a qualcun altro non interessa, perché lo dice anche lei, se non viene invitato scontata. Carraro vuol dire che qualcuno non interessa, invece dobbiamo far sì che questa cosa interessi, perché è il bene dei nostri ragazzi. Abbiamo Maurizio da Conselvi, poi continuiamo con Carraro. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io dico una cosa, ma sta gioventù bruciata qua, perché io la chiamo così, per me questi ragazzi qua non hanno voglia di fare niente. Visto che sono l'ultima generazione, ecco, a proposito dell'ultima generazione, mi sembrano tutti svogliati, tutti un mondo per conto loro. E li vedi aggredire anche i professori, come quel caso di Parma. Ecco, allora io dico una cosa, ma queste famiglie che cosa stanno insegnando a questi ragazzi qua? Il bene o il male? Per me stanno insegnando il male, perché non è possibile che i ragazzi di 15 anni vadano in giro a spaccare la testa agli altri, oppure fare danni, oppure fare altro. Cioè, cosa io non lo so, ma le famiglie insegnano questo a questi ragazzi adesso, oggi? Io non le chiamo neanche famiglie, perché sono famiglie che a sua volta vengono
brutte cose, cioè magari, che ne so, il padre è in galera, la madre si droga, cioè sono, secondo il mio punto di vista, forse sbaglierò, ok? Vengono tutte da quella statistica là. Perché non è possibile che i ragazzi di 15 anni, ok, non li puoi fermare, non li puoi più, perché se gli dici qualcosa ti saltano addosso. Cioè, io dico, il rispetto, perché le famiglie di adesso non gli hanno insegnato il rispetto? Perché è la prima cosa fondamentale quando vedi una persona. Io quando noto una persona, Mirella, la vedo dal rispetto che porta verso l'altro. Se non c'è questo, ormai vuol dire che la generazione se n'è andata a farsi friggere, per non dire qualcos'altro. Attendo vostre risposte e buona giornata. Beh, io ti dico solo se hai guardato la prima parte della trasmissione, dove abbiamo visto degli esempi meravigliosi, questa ragazzina che si è portata a casa 3 premi e c'era veramente un concorso veramente importante, un evento molto importante dove hanno partecipato più di 20 istituti alberghieri italiani, e hai visto invece dei bravi ragazzi, non è tutta un'erba un fascio. Cosa dice Carraro? Beh sì, poi questi argomenti, diciamo, non è proprio il mio mondo. Vabbè, ma diciamo qualcosa, perché anche lei vive la quotidianità quando esce di casa. Io capisco lo sfogo del signore, che insomma basta aprire la cronaca dei giornali, non è che sia proprio del tutto fuori strada. Però ripeto, almeno da quello che vedo io, sia nelle scuole dove c'è bisogno di capire queste platee, ma sia anche nell'ambiente escursionistico dove io mi dedico, io trovo ragazzi che vogliono fare, anche quando quelle poche volte che faccio da capogita a escursioni, spesso ci sono dei ragazzi e sono molto curiosi, chiedono gli aspetti naturalistici, gli aspetti tecnici, per esempio le app per l'uso dei GPS e quant'altro, basta insomma invogliarli e fare le cose. Sono d'accordo anche con quel signore che è intervenuto, perché deve esserci anche l'educazione dei genitori. È chiaro che se il genitore la manda così a quel paese, la situazione evidentemente il figlio non è che possa stravolgere questo mood. Quindi dipende proprio tutto dal filone educativo. Sono d'accordo con lui in sostanza. Vede Carraro, il problema però l'ha detto anche lei, io sono disponibile a fare anche queste escursioni con questi ragazzi, infatti io prima ho detto che non si deve fare sempre tutto a scuola, esclusivamente a scuola. Ecco, ad esempio una volta erano molto di moda gli scout, adesso ne vedo sempre meno. Quando sono successi quei fatti terribili, purtroppo è successo qualcosa che si è svanito questo sogno bellissimo che ti dava lo scout, quello di conoscere la natura, capire l'importanza di socializzare, di stare assieme, di fare squadra, di conoscere il territorio e la bellezza soprattutto del territorio. Quello che lei sta facendo anche con i suoi libri, ne ha scritto ben 9, mi sembra, come ha detto lei, perché lei punta molto sulla natura. Ecco, è importante, io sono sicura che la natura e la bellezza salverà il mondo assieme alla cultura, io sono convinta di questo e lo faranno i nostri ragazzi, che si voglia o non si voglia, saranno loro, perché il futuro è nelle loro mani. Ma dobbiamo anche accompagnarli con questa natura meravigliosa che abbiamo ancora la fortuna, quel che rimane, di avere. Prego Carraro. Sì, beh, ma non è che ne rimane tanta di natura, non è che ne rimane un po' poca. Quando si pensa così a aspetti drastici dei cambiamenti climatici, per carità ci sono anche dei delta termici importanti, lo vediamo adesso con questo anticiclone del 1030 millibar che sta sparando a zero sulle temperature, però io vedo che insomma c'è del buono in giro, anche per la parte degli scout che lei diceva, è proprio un argomento che ho toccato recentemente nella zona di Limana, nella provincia di Belluno. Ci sono delle malghe che non vengono più usate, molto belle, tra l'altro una è tuttora in diffusione, Malga Van, Malga Montegalla anche, ma c'è Canal dei Gat e Pianeffe, che sono delle malghe che sono state poi riconvertite proprio per ospitare i giovani. So che c'erano gli scout che hanno fatto più volte sosta in questi alloggi. Sono lì, basta sfruttarli,
non occorre inventarsi. Guardi che se lei non lo dice sono convinta che tantissimi non sanno neppure di quello che lei sta raccontando e siamo a due passi, ha capito perché l'ho invitata, perché ci spieghi anche cosa c'è nel territorio, magari una bella segnaletica non farebbe male, ad esempio siamo scarsissimi di segnaletica, non sai dove ti trovi, cosa c'è, che animali affrontare, ieri avevo degli esperti di forestali, avevo un biologo, veramente non ci siamo proprio, ma non per colpa nostra, è perché qualcuno non si impegna come dovrebbe impegnarsi per conoscere questo ambiente meraviglioso che abbiamo a due passi da casa e bisogna fare anche prevenzione. Ecco, nei suoi libri cosa cerca di descrivere oltre alle guide, Carraro? Sì, oltre agli itinerari dice, sì. No? Gli itinerari sono 50 nell'ultimo libro, racconto tutta la dorsale nord prealpina, quella che guarda la Valbelluna, tra Ponte nelle Alpi e Sette Ville, passando per Trichiana, Limana, Mel, Lentiai e poi la serie dei borghi del Canale del Piave, quindi Marziai, Scalon, Caorera e Vas. Lì ci sono delle grandi novità, nel senso che gli stessi bellunesi a cui mi rivolgo nelle serate mi dicono cavoli, abito a pochi chilometri, non so della presenza di determinate cose. Ci sono delle meraviglie, delle cascate straordinarie, questa è una cosa che non sapevo. Laddove nel versante meridionale, quello trevigiano, ne abbiamo sostanzialmente una di cascata, che è la cascata del Pissol a Cison di Valmarino, la grande scoperta per me è trovare una serie di cascate nel versante nord che sono di una bellezza unica. Ce n'è una nella zona di Lentiai, ce n'è un'altra nella zona di Cordelon, poi si va alla zona di Melere, Pranolz, un'altra ancora che è la cascata del Bognon. Ce n'è un'altra nella zona di Cornolade, vicino al lago di Santa Croce, addirittura sotto la cascata fanno il canyoning, che è questa nuova moda sportiva di affrontare le forre, anche lì con guide esperte ovviamente, perché bisogna stare attenti che poi non ci si metta nei guai. Sono tutte scoperte, sono tutte bellezze che... Scusi Carraro, ma non dovrebbe essere l'amministrazione, la provincia, la regione che danno un indirizzo per veramente cercare di capire e di far capire le bellezze del territorio? Perché se, come dice lei, neppure quelli che sono a due passi non conoscono, è lunga la storia allora. Beh, io ho cercato di stimolare un po' questi enti e sostanzialmente contro ogni aspettativa stanno reagendo. Per esempio il comune di Belluno, che ha già tabellato tutta l'area del Nevegal Col di Sentin con una serie di sentieri veramente impressionante che racconto già nel libro, gli ho lanciato l'idea, mentre stavo scrivendo proprio il libro, di fare nuovi itinerari nella parte bassa, perché sostanzialmente il bellunese quando va a camminare va nella parte alta del Nevegal, no? Io ho detto perché non facciamo anche la parte bassa, quindi quasi dalla pianura, dalla Valbelluna, a salire, e sono stati disegnati 6 nuovi itinerari di una bellezza unica, con zone che sono scarsamente frequentate, quindi è tutto da costruire. E il Comune ha recepito il mio progetto di tabellare questi nuovi itinerari. Chiaro che ci vuole del tempo, perché sa, burocrazia, gli allestimenti, gli investimenti e quant'altro. Ma intanto c'è questa dichiarazione di intenti. La stessa cosa è stata fatta a Ponte nelle Alpi, con 3 itinerari bellissimi nella zona di Quantin, di Cugnan, la Venadoro, dove c'era una vecchia sorgente che tra l'altro non so se ve la ricordate, ma c'era anche la bottiglia di acqua minerale Venadoro, lì c'è un bellissimo itinerario, e poi nel Canale del Piave che collega la Valbelluna con il Trevigiano, con il Segusino. Lì ci sono itinerari un po' più impegnativi perché basta guardare l'insenatura della valle quanto impervia è. Sono stati tracciati nuovi percorsi che verranno tabellati a breve, quindi bisogna anche dare degli stimoli a queste amministrazioni, perché non è che vanno da sole, spesso non sanno neanche di cosa si parla perché non sono esperti di escursionismo, ma persone magari come me o come dei miei colleghi possono andare lì, sgorlare un po'
le persone e qualcosa viene fuori. Chiaro che Carraro, mi cioè, scusi, abbiamo anche gli assessorati al turismo, però cioè non è da dire che non li abbiamo, cioè se non sai fare il tuo lavoro stai anche a casa, cioè se prendi... Anche lì ci sono gli assessorati in regione che adesso stanno dando da fare per i cammini, hanno messo in piedi una squadra di lavoro non da poco, li ho conosciuti in occasione delle Olimpiadi di Cortina, e adesso si sta parlando anche di nuovi cammini. Ce n'è uno che abbiamo cercato di mettere in cantiere, che è il cammino degli Zattieri, vediamo come andrà a finire, ma ci ha ascoltato la Regione e già per 2 volte ci ha accolti. Si tratta, non è solo l'ente che deve essere lì, che deve dare, devi essere anche tu cittadino a proporre qualcosa. Io ho scelto questa strada perché sono convinto che bisogna aiutarsi da entrambi le parti. I tavoli e le commissioni, Carraro, ci sono le commissioni che dovrebbero occuparsi di questo, formate da più persone che dovrebbero poi pianificare e portare poi a termine questi percorsi, questi sentieri, lavorano su questo, anche perché progetti penso che ce ne siano stati portati, glielo posso assicurare, tantissimi anche da associazioni che ho avuto anche ospiti. Il problema è capire dopo cosa va avanti e no, che ci sia un cambio a livello regionale, sì, l'ho detto, si vede, si sente, speriamo meglio di prima, perché veramente sono dei messaggi molto importanti che dobbiamo dare a questa società che veramente fa sempre più fatica a capire che forse non c'è solo l'erba del vicino sempre più verde, c'è anche qualcos'altro. Ad esempio si parlava di Olimpiadi, lei da scrittore, da giornalista, come ha visto queste Olimpiadi, questa meraviglia delle nostre montagne bellissime, patrimonio UNESCO, ecco, come ha vissuto queste Olimpiadi a livello proprio di natura? Io le Olimpiadi le ho viste per 2 volte, sia con le Olimpiadi che con le Paralimpiadi, in occasione di presentazione del cammino delle colline del Prosecco, cioè non c'entrava niente alla fine. In sostanza a Casa Veneto mi hanno chiamato per presentare il cammino. Poi se lei vuole un commento mio di come vedo l'effetto Olimpiadi, sostanzialmente non le so dare una risposta, perché le Dolomiti hanno già una conoscenza notevole a livello internazionale, chiamano un sacco di turisti ogni anno e quindi sono ben conosciute e rodate. Dire che le Olimpiadi porti altro turismo escursionistico, sì, forse, ma non lo so. Staremo a vedere nei prossimi numeri. Non sono la persona competente per dare questa risposta, ecco. Però visto che fa queste cartine, ecco, queste mappe molto belle, importanti, queste escursioni con questi sentieri, penso che anche lei si rivolga al turista che arriva, che devo dire la verità, in anni ancora non sospetti, lui girava già con le piantine, sapeva già dove andare e cosa fare, perciò penso che aiutare anche questo turista a vedere sempre di più, metterlo al corrente di certe escursioni, non faccia altro che bene, questo è il compito suo, il lavoro suo, perciò vede che poi c'è sempre il filo di Arianna che unisce, se no per chi li facciamo? Il problema è che anche noi dobbiamo fare un cambiamento culturale, informarci di più di quello che c'è anche nel nostro territorio, non solo in alto come ha detto lei, ma anche in basso, magari a 2 passi da casa, però bisogna adesso, fortunatamente ci sono queste passeggiate, queste camminate, avete sentito anche dal servizio l'importanza di stare assieme, di scoprire, ecco, però bisogna scoprire con la sicurezza, come ha detto lei, non ci si può improvvisare a entrare in sentieri che non conosci, perché il pericolo e il nemico può essere dietro l'angolo. Questa è l'importanza che io volevo dare questa mattina con la sua presenza e spiegare che il fai da te non va bene, ma bisogna assolutamente che ti informi, che capisci veramente di evitare i pericoli, e questo non lo facciamo perché siamo superficiali. Noi andiamo in alta montagna, come hanno detto gli esperti, con le infradito, non c'è niente da fare, non ci rendiamo neppure conto. Ecco, questa superficialità però deve finire, perché poi ci cade il morto ed è un costo anche per tutta la comunità. Ecco perché è importante anche sentire Giovanni Carraro, quello che sta spiegando il problema dei sentieri e come affrontarli. Prego Carraro. Sì, no, ha detto tutto Mirella, l'argomento è importantissimo.
Premetto che l'area di interesse mia sono le prealpi venete orientali, ok? Quindi sostanzialmente dalla Val Brenta fino al confine con il Friuli Venezia Giulia. Questo è il territorio. È un territorio ricchissimo di sentieri, ci sono 3.000 chilometri a disposizione dell'escursionista, gran parte sono tenuti in manutenzione in maniera eccellente, direi, altri necessitano di manutenzione. Ecco che quindi anche la sicurezza di cui lei parla va di pari passo anche con la manutenzione. È evidente che se porti a camminare una persona dove c'è la frana non è che sia così una bella cosa, e qui subentra la necessità di avere appunto degli enti alle spalle, che possono essere gli enti comunali, le Proloco, gli alpini stessi, gli artiglieri, insomma ci sono i cacciatori, a volte si danno da fare per mettere a posto la rete sentieristica, e quindi è tutto un team di lavoro che deve lavorare in sinergia, ecco, questo sì. Allora andiamo a vedere anche questi alberi a Spinea e poi torniamo dal nostro ospite Giovanni Carraro. Questo verde si aggiunge a quello che voi avete, è anche per voi, poi ci sono un sacco di essenze anche all'interno di questo piccolo parco, però vedrete che col tempo Spinea avrà sempre più parchi e sempre più verde. Così il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua, ai bambini delle 3 classi seconde della primaria Anna Frank durante l'inaugurazione del nuovo parco pubblico nell'area di Viglignano, e sono proprio i più piccoli a ricordare agli adulti le regole per rispettare il verde. La regola del rispetto. Le carte e i rifiuti vanno sempre nel cestino. Un parco fiorito, un parco più felice. Parco dell'Amicizia, il nome scelto dagli stessi bambini per i 2000 metri quadrati di nuova area verde, con tiglio, ciliegio selvatico, sorbo e acero campestre, solo per citare alcuni dei 16 alberi piantati insieme a essenze come lavanda e rosmarino. Spinea è il primo comune del comprensorio veneziano servito da Veritas ad aver realizzato un parco pubblico grazie alle adesioni alle bollette smart. È una cosa divertente perché viene dalla digitalizzazione questo parco, cioè c'è un piccolo sondaggio nel nostro sportello online e gli utenti che preferiscono ricevere la bolletta appunto via mail anziché via posta risparmiano qualcosa, provocano un risparmio. Alla fine dell'anno vengono circa 20.000 euro che usiamo per queste iniziative, anzi sono iniziative anche scelte dagli utenti perché noi li facciamo scegliere fra una o 2 opzioni e questa volta hanno detto verde. Un'area inizialmente destinata all'urbanizzazione che diventa oggi uno spazio verde pensato soprattutto per i bambini. Grazie agli adulti per questo tesoro. Molto soddisfatto perché questo è il primo passo per quel progetto che noi abbiamo di una città verde, e questa è un'area che poteva essere edificata, che noi abbiamo deciso di utilizzarla come parco, scegliendo proprio una linea che avevamo anticipato in campagna elettorale e da quando siamo al governo e la città stiamo adottando. Allora, digitale, social, algoritmo, intelligenza artificiale, poi tutti giù per terra e ci sediamo nel parco come una volta in questi prati meravigliosi. Come commenta questo servizio e soprattutto l'importanza di tornare alla natura, al profumo della natura? Come ha detto lei, ce n'è ancora tanta, fortunatamente speriamo che rimanga, perché con queste colate di cemento qua in Italia mai dire mai, però questo speriamo sia anche il futuro dei nostri ragazzi, avere ancora questi prati, questi boschi, questi alberi, capire cosa sono gli alberi, che alberi sono, le piante, i fiori e soprattutto le guide che giustamente lei sta presentando, che vuol dire anche sicurezza. Prego. Beh, mi viene in mente, sentendo i ragazzini che poi sono così simpatici con queste vocine, mi viene in mente un itinerario che è proprio adatto ai giovani e giovanissimi anche. È stato presentato da poco dal Comune di Miane
Si tratta del Sentiero del Carbone. Siamo nel gruppo del Cesen, che è quello che sovrasta la Dubbiadene, nella parte più ad est, diciamo, no? Dove c'è il rifugio Posa Puner, che è un rifugio tra i più conosciuti delle prealpi trevigiane e bellunesi, perché fa un po' la confine. Lì hanno inaugurato questo anello che si chiama il Sentiero del Carbone. Perché si chiama Sentiero del Carbone? Perché tanti anni fa questi boschi venivano utilizzati non solo per legname, per uso domestico, anche per costruzione, ma spesso serviva proprio per produrre il carbone vegetale, con una tecnica particolare che si tramanda da sempre. Sono delle cataste di legno fatte a capanna, triangolari, si dà fuoco all'interno. Il fuoco deve essere mantenuto in maniera anaerobica, cioè alla fine ci sono delle braci, quindi non c'è più la fiamma. Si mantiene questa temperatura elevata per giorno e notte e poi si estrae il carbone che veniva poi spedito anche a Venezia per gli usi industriali. Allora, i carbonai hanno occupato tutte le prealpi, anche nell'altopiano dei 7 comuni, la Val Brenta, il Grappa, le prealpi trevigiane e bellunesi e oltre, anche in Friuli Venezia Giulia. Questi carbonai oggi non esistono più, però ci sono varie associazioni, ad esempio nella zona di Corvignano c'è in località Lamar un centro proprio dedicato alla storia dei carbonai. A Marziai di Belluno c'è l'associazione Il Poiat, che è appunto questa catasta, nome dialettale, e come dicevo prima è stato inaugurato questo percorso, che è parte del mio nuovo libro, che si chiama Il Sentiero del Carbone. Cosa succede? Che le associazioni locali, e c'è anche un mio amico, tra l'altro un ex forestale, che è Carlo Pilat, guida i ragazzini all'interno del bosco, ed è un bosco fantastico. Voi partite dal rifugio Posa Puner, dove si arriva in macchina, mollate la macchina, camminate, dopo 10 minuti si entra praticamente come il bosco del Cansiglio. Sono dei faggi bellissimi, pulitissimi, tutto tenuto come una fiaba, e ci sono delle tappe tematiche dove appunto le guide ti spiegano ai ragazzini. Quante cose abbiamo sentito stamattina da Carraro, da Giovanni Carraro, che non conoscevamo. Guardi, se non c'è questa informazione veramente io non so dove andremo a finire, perché ad esempio lei è collegato a Nervesa della Battaglia, almeno mi scrivono così. Anche questo posto qua, quanto bello è, ha degli angoli che sono meravigliosi, perché si chiama Nervesa della Battaglia. Io gliel'ho chiesto, i ragazzi manco lo sanno, ci sarà stata una battaglia, ma non sanno perché. Capisce che anche il nome, ma addirittura io ho avuto dei sindaci, quando chiedevo perché il paese si chiama così, c'è un perché, sa che qua tantissimi non lo sapevano, tanto è vero che non gli ho più chiesto, perché poi gli facevo fare brutta figura, perché se un sindaco non conosce neppure perché il paese si chiama in quella maniera, si fa fatica a capire come arriva l'informazione anche per quanto riguarda il territorio, ed è così. Ad esempio Nervesa della Battaglia io ci vado spesso perché mi piace, ha degli angoli che sono veramente bellissimi, però c'è una storia importante. Lei vede qualche segnaletica, qualcosa? Ecco, io ho avuto Dio ti salvi Perin, che appunto faceva vedere questi sentieri meravigliosi che portavano a questa guerra, dove dobbiamo ringraziare anche queste persone che sono morte per noi, però qua mi sembra che non si ricordi nessuno, questa è la verità. Cosa dice Carraro? Ecco, un'informazione anche alle scuole, ai ragazzi del tuo territorio dovrebbe essere fondamentale. Non è che devi sapere il cinese, il russo, il latino, l'italiano, devi conoscere anche il territorio, che è la tua storia, le tue radici sono. Prego. Sì, ha toccato un argomento che è un altro mondo che ho affrontato, che è quello della toponomastica, insieme a una squadra di lavoro grandissima. Nell'ultimo libro sono ben 138 le persone che mi hanno seguito. Ho cercato anche di risalire ai vecchi termini, quali sono le origini, quali sono state le evoluzioni nel tempo, e soprattutto trasferirle alle nuove generazioni scrivendole, perché se l'anziano che conosce l'argomento se lo tiene per sé, ahimè, per motivi naturali, prima o dopo se ne va anche l'informazione. Questo è un argomento non solo dell'ultimo libro, ma di tutti i libri. Difatti io sono un consulente esterno della Mappa Tabacco, che è la casa più
famosa italiana di produzione delle mappe escursionistiche, e ogni volta che faccio un libro trasferisco le modifiche toponomastiche, gli errori o anche la nascita di un toponimo in mappa dove a volte non era scritta, anche nel Monte Grappa ne abbiamo scritti un paio di vette che non esistevano, e anche a Belluno abbiamo riportato tutto questo, ed è un argomento importantissimo e anche questo tema da portare nelle scuole, perché Nervesa della Battaglia, giusto, ma tanti altri elementi che abbiamo scoperto antichi di nomi vanno spiegati del perché ci sono questi nomi strani, anche nel feltrino ci sono nomi che hanno origini retiche e così via, insomma. Magari annoieremo anche meno questi ragazzi, magari sarebbero anche più intrigati, più incuriositi, chissà, se non partiamo mai con qualcosa di diverso non so dove andremo a finire. Allora andiamo a vedere invece la qualità della vita del Sole 24 Ore e poi commentiamo il servizio. Sesta edizione della classifica sulla qualità della vita nelle province italiane del Sole 24 Ore, stilata su 3 indici generazionali dove svettano Firenze, Bolzano e Trieste. Nuovo focus su servizi di prossimità e relazioni sociali. Ancora una volta la marca trevigiana si conferma territorio più favorevole agli anziani rispetto ai bambini 0-14 anni e soprattutto ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Provincia di Treviso 30ª in Italia per qualità della vita degli over 65, prima posizione per efficienza dei servizi sociali comunali, terza per speranza di vita ai 65 anni, settima in tema di lotta alla solitudine. Ma si va oltre la 100ª posizione per presenza di medici specialisti e vicinanza ai negozi. Marca che rispetto ai bambini è invece 42ª, quinta per opportunità di fare sport, settima per i giardini scolastici, ma per servizi di prossimità e spesa sociale, famiglie e minori si scivola alle posizioni 100 e 107. Infine il tasto dolente, i giovani, Treviso 75ª a livello nazionale. Se basso tasso di disoccupazione e contratti di lavoro solidi sono tra le prime 10 posizioni, pesano, a fondo classifica, canoni di locazione troppo elevati, percezione di insicurezza e l'alto numero di incidenti stradali notturni. Allora Carraro, come commenta questo che abbiamo sentito, questa classifica del Sole 24 Ore? Certo che veramente fa discutere molto su quello che viene offerto ai bambini, ai giovani e soprattutto anche la cura di queste fragilità. Prego Carraro. Sì, quelle classifiche lì ogni tanto mi lasciano un po' perplesso, perché ad esempio Belluno a volte è in testa, a volte scende, poi si scopre che l'ambiente non è che cambi più di tanto, dipende anche i campioni che vanno ad analizzare. Io, ripeto, mi occupo della parte escursionistica prealpina, quindi vado a vedere com'è la qualità di vivere in montagna, nei sentieri e nelle passeggiate, dove trovo insomma che abbiamo un ambiente straordinario. Le do un esempio: il cammino delle colline del Prosecco negli ultimi 2 o 3 anni ha portato migliaia di persone, perché c'è la nomina UNESCO, e quindi quando l'escursionista guarda i siti UNESCO nel mondo ovviamente va a vedere le piramidi d'Egitto, va all'Angkor Wat, va alle cascate Vittoria e così via. Adesso da qualche anno abbiamo le colline del Prosecco. Ho trovato delle escursioniste americane recentemente nella zona centrale del cammino e mi sono messo a chiacchierare con quel poco di inglese che conosco e ho detto: ma perché, intanto perché siete venute qua? E perché c'è la nomina UNESCO e quindi l'abbiamo vista. Bene. E come trovate questo ambiente? Fantastico, fantastico. Rispetto a zone che non erano per niente cittadine, perché una arrivava dall'Arizona, quindi ambiente insomma un po' caldino, ecco, se vogliamo, ma non è che ci sia questo cemento, questa cementificazione. E l'altra mi pare che fosse del Colorado o qualcosa del genere, quindi anche lì molta natura. Quindi vuol dire che il nostro territorio è un ambiente molto molto importante a livello mondiale. Si tratta di spiegarlo, di farlo capire, e forse anche questi che fanno le classifiche del benessere forse dovrebbero fare un campione, magari lo fanno già,
o dare una maggiore attenzione anche alle località di montagna o di media montagna, perché anche lì la media montagna va riscoperta. Pochi conoscono cos'è la media montagna. Mi riferisco ad esempio a un borgo, Stabie, a Belluno, che una volta chiamava centinaia di turisti da Padova, da Venezia, andavano tutti in villeggiatura lì perché l'aria era buona. Adesso non c'è più nessuno se non i residenti. 2 locande storiche hanno chiuso, basterebbe riscoprire queste località. E allora evidentemente su luoghi del genere la classifica andrebbe sicuramente su, perché se sta bene. Eh sì, ma anche perché conoscere questi borghi che sono veramente delle perle, io vi dico sempre la verità, abbiamo delle perle autentiche, bellissime, però come dice lei, se non si conosce, non si sa, non ti rendi neppure conto della bellezza di questi borghi che sono rimasti, sembra come fermi nel tempo, ecco, sono profumi completamente diversi, ecco, la vedi veramente cosa vuol dire rallentare, lo stress che non c'è, tutto un modo di vivere completamente diverso, non è che dobbiamo fare chissà quanti chilometri, ecco, noi abbiamo molto sempre andare lontano, poi arrivi alla stazione di Venezia e non sai neppure arrivare a San Marco, devi prendere il vaporetto perché sennò no, ma è così, perché è così, è inutile che ce la giriamo, purtroppo questa è la verità. Allora, siccome abbiamo parlato molto di Belluno questa mattina con Carraro, andiamo a vedere il nuovo sindaco di Valle di Cadore proprio a Belluno, andiamo a vedere. Il suo avversario era il quorum del 40%, scollinato ancora nella serata della domenica, visto che a Valle di Cadore aveva già votato il 43,96% degli aventi diritto. Parliamo di Franco Del Fabbro, che era l'unico ad essere in lizza per guidare il comune e che quindi è il nuovo sindaco di Valle di Cadore. Avevamo scelto consapevolmente di non presentare liste civetta, quindi sapevamo che la nostra sfida era col quorum. Abbiamo chiaramente auspicato un voto da parte della cittadinanza, lasciando comunque liberi tutti di scegliere anche l'alternativa del commissariamento. Classe 1972, Del Fabbro è vice caporeparto pianificazione generale dello Stato Maggiore dell'Esercito ed è nell'area che a breve possa essere promosso capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine a Bolzano. Nel suo programma 3 i primi nodi da sciogliere. Visto quali sono i problemi da affrontare nell'immediato, uno potrebbe pensare che quello del trasporto scolastico sia un problema marginale, invece è il problema in questo momento. Gran parte della cittadinanza ce l'ha segnalato come una difficoltà oggettiva delle famiglie, quindi noi l'abbiamo messa in cima alla nostra agenda. Il secondo aspetto riguarda la sicurezza legata alla viabilità principale e alla viabilità secondaria, attraversamenti pedonali e marciapiedi, e dar modo anche prima dell'inizio della stagione estiva di curare il decoro urbano attraverso gli sfalci, la pulizia delle aree comuni. Quindi diciamo questi sono i primi 3 interventi a cui intendiamo dare seguito una volta insediati. La nuova amministrazione raccoglie in eredità un territorio che da poco, e grazie alle Olimpiadi invernali, si giova di un traforo che finalmente libera il centro dalla pressione di un traffico che era diventato assolutamente insostenibile. Adesso che la galleria è chiusa per un intervento programmato per completare i lavori, stiamo toccando con mano quanto sia importante l'opera. La galleria ha sicuramente giovato al paese, dovremmo essere bravi però a pensare a adattare poi il nuovo paese con la galleria, perché si tratta di ripensarlo completamente, a partire dalla valorizzazione della borgata storica a un utilizzo più razionale degli spazi e anche delle opportunità che la galleria crea. Allora sentiamo Carraro come commenta questo servizio, se avesse adesso di fronte il nuovo sindaco di Valle di Cadore cosa direbbe? Prego Carraro. Beh, intanto gli faccio i migliori auguri perché insomma Valle è anche a pochi chilometri da dove io sono nato, a Pieve di Cadore sono nato. E tra l'altro conosco uno dei vecchi sindaci, Matteo Toscani, con il quale ci confrontiamo molto spesso proprio di sentieri e di escursionismo. Sì, lì ci sono delle opere importanti nate per le Olimpiadi, la galleria l'ho fatta anche personalmente, sono veramente importanti perché
evita di portare nelle curve, negli stop, il gas di scarico dei veicoli, soprattutto dei camion, no? Gli do anche un augurio di completare magari quello che potrebbe essere l'aspetto storico del borgo, perché lì a me piace tanto la strada Reggia d'Alemagna, no? Che l'ho studiata nella parte del Fadalto, ma continua fino a Boitestein, che è Podestagno, vicino Cortina, verso Dubbiaco, diciamo, e quella potrebbe essere anche un filone importante a livello turistico. Non ultimo c'è dietro dell'abitato la seconda vetta delle Dolomiti, che è l'Antelao. Anche questa è una montagna che mi piace tantissimo, non particolarmente impegnativa rispetto ad altre vette, però certamente da non sottovalutare. Ecco, ci sono tutti elementi turistici importantissimi in quella località, anche perché si trova a metà strada tra Pieve di Cadore e Cortina, diciamo non proprio metà strada, ma è in una posizione strategica e quindi potrebbe essere un motivo di sviluppo turistico non indifferente. Quindi tanti auguri al nuovo sindaco. Sì, anche perché, come ha spiegato, deve ridisegnare il paese, vivere in una situazione completamente diversa da prima, cosa non facile a mio avviso, visto il problema che abbiamo nelle nostre montagne, che veramente si stanno spopolando sempre di più. Questa è la realtà. Ben venga il turismo, però io direi che sarebbe anche il caso di capire perché c'è questo spopolamento, perché tutti i giovani se ne vanno ed è veramente un problema molto grande da affrontare. Io sono convinta che bisognerà anche rivedere questa realtà, perché se non investi anche in questa realtà, io capisco le colate di cemento, le gallerie, però a mio avviso si dovrebbe investire di più su quello che è la realtà giovanile, che se ancora rimane delle nostre montagne e delle nostre prealpi. Io la vedo così. Come ci saluta Carraro? Cosa vuole dire, con quale messaggio? Col messaggio che ha detto poco fa, quello del ripopolare le borgate, cioè non tutto è perduto, ci sono tanti giovani che stanno tornando, si stanno mettendo in discussione, anche nel Bellunese l'abitato di Cordellon sta vedendo dei giovani che stanno tornando. Parecchi anni fa era partito quasi come capocordata Stramare nel comune di Segusino, che oggi è diventata una perla nelle nostre prealpi, e lì ci sono turisti che stanno prendendo casa, ci sono addirittura, mi pare che ci sia un'attrice o qualcosa del genere, inglese o americana, che ha preso l'alloggio e non vuole andarsene da lì. Insomma, ce ne sono tanti borghi che possono essere presi in considerazione per far rivivere quello che è stato il passato e per far tornare anche la gioventù e quindi risolvere in parte quello che è stato l'argomento trattato oggi. Grazie a Giovanni Carraro, giornalista, scrittore, che è stato con noi, che queste perle che abbiamo sentito questa mattina, che sono i nostri sentieri, perciò iniziate a leggere queste guide che sono molto importanti, queste piantine, e capirete che forse vale la pena di uscire di casa. Grazie, pubblicità. E saluto e ringrazio Renzo Cararetto, sindaco di Casier, veramente molto importante perché ha fatto questo festival della legalità, una cosa non da poco, che lo ringrazio. Allora io direi proprio di andare a vedere subito questo servizio, legalità, teatro, polizia locale. Andiamo a vedere cosa hanno detto questo. Andiamo a Udine adesso però. 1 migliaio di studenti di 18 scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio provinciale riuniti nella mattinata a teatro per l'evento della Polizia di Stato di Udine, Percorsi di legalità, un'iniziativa ricca di contenuti, storie e riflessioni su numerose tematiche, dalla violenza di genere al cyberbullismo. Sono i temi che oggi riempiono i nostri uffici di testimonianze, a volte anche drammatiche, dal bullismo, cyberbullismo, fino a quello che ormai è diventato una piaga, il codice rosso. Nel corso della mattinata i giovani, oltre ad assistere agli interventi delle diverse specialità della Polizia di Stato, hanno potuto vedere da vicino alcuni mezzi speciali, parlare con gli operatori presenti e anche partecipare ad alcuni giochi interattivi.
questi ragazzi oggi, dietro la nostra regia, svolgono veramente un ruolo attivo anche nelle rappresentazioni. Sono previsti anche dei giochi interattivi con dei nostri specialisti, dei nostri operatori, che porteranno a un risultato, diciamo, e coloro i quali si qualificano tra le prime posizioni gli verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Stiamo cercando anche di inculcare quella mentalità che la polizia non è più la polizia di repressione, dove ognuno di noi veniva guardato come lo sbirro in termini molto crudi, ma siamo una polizia di prossimità, che siamo cresciuti tantissimo, ci stiamo migliorando, del resto lo dimostriamo e cerchiamo sempre di qualificare al meglio questi aspetti, anche nell'utilizzo dei mezzi che sono all'avanguardia. Allora, sentiamo cosa dice il sindaco Carareto per quanto riguarda questo evento della legalità, perché ormai coinvolge anche i paesi, la sicurezza della legalità, le mafie che anche qua sono radicate anche nel nostro territorio, mascherate molto bene, ma ci sono, e i primi veramente ad accorgere poi siete voi, con gli appalti, con tutte queste cose che devono essere la massima trasparenza, i rifiuti e tutto quello che segue. Prego, sindaco. Certo, buongiorno a tutti, buongiorno a te, grazie. Sì, è vero che naturalmente nell'arco degli anni noi ci siamo trovati di fronte a un'insistenza nella comunicazione della legalità a 360 gradi e noi abbiamo adottato di partire dai ragazzi giovani, dai ragazzi dell'istituto comprensivo, perché insomma li abbiamo coinvolti anche negli anni scorsi facendo delle conversazioni, delle domande, addirittura inizialmente abbiamo portato anche il ministro Nordio e dunque partendo anche con insomma sensibilizzazione di quello che è che la legalità alla mafia non è quella che si dice perché c'è la sparatoria, cioè non ha niente a che vedere, c'è una legalità che si rappresenta su tutto quello che è un percorso dal riciclaggio, dal bullismo, dalla sostenibilità, in tutto quello che è la veste anche nella funzionalità pubblica. Quali armi ha il sindaco per cercare di combattere, che poi bene o male questi progetti arrivano in comune, arrivano da lei, da voi sindaci? Ecco, cos'è importante per un sindaco capire che quella persona che si presenta non sta facendo del bene di sicuro al territorio? Allora, secondo me il sindaco è un sindaco che deve conoscere il territorio, deve conoscere dov'è la caditoia, dov'è il fosso che non scarica e naturalmente arrivando a una bassezza conosce tutti quelli che frequentano i progetti importanti e che arrivano da fuori e quando arrivano sa già di chi e di cosa si tratta e da lì sicuramente secondo me previene prima e forse ha la possibilità non tanto a livello cartaceo e burocratico ma a livello di prevenzione poter mettere la buona parola. Però quello che avevamo sentito anche in questa settimana da altri ospiti è il problema del bando e soprattutto questo appalto a ribasso. Ecco, io devo fare questo bando, questo appalto a ribasso, ma poi alla fine mi ritrovo con lavori eseguiti male, devo rifare i lavori, ma alla fine non gioca di sicuro a favore perché poi vai a spendere di più, anche se hai cercato di risparmiare. Beh, insomma, ci sono un meccanismo che non è che tu vai ad affidare al ribasso totale, devi naturalmente verificare che tutto possa corrispondere in base a quello che è stato evidenziato come insomma, capitolato e come preziario, ma è anche vero che tu devi anche verificare l'impresa che ha depositato i documenti prima di affidare. E quello è, insomma, credo quasi una certezza di capire. Tornasole. Sì, insomma, oggi dai, credo che abbiamo delle possibilità. Più, sindaco, perché è un momento un po' particolare questo che stiamo vivendo. Allora, torniamo sui discorsi che di solito si fa tutti i giorni anche nelle piazze con i cittadini e con le famiglie. E quello che preoccupa di più oggi è che non abbiamo un controllo dei prezzi. Non abbiamo un controllo della spesa, ma non tanto della spesa
della spesa quotidiana, che non abbiamo più un controllo, non abbiamo più i SKEI nel portafoglio per capire quanti ne spendiamo e quanti ce ne occorrono, perché oggi facciamo la spesa, domani non sappiamo più se quei 50 euro che abbiamo speso oggi per quei prodotti domani ci bastano. E quello che mi preoccupa è proprio, e non è la prima volta che lo dico, è il mantenimento e l'equilibrio della tranquillità sociale delle famiglie. Quello che la preoccupa di più. Sì. E questi fondi del PNRR che dovremmo restituire col PNR perché non siamo riusciti a spenderli, come mai, Sindaco? Cosa è successo? Beh, allora lì insomma ci sono probabilmente, secondo il mio pensiero, una diversità di metodo e di impegno progettuale della spesa. Ci sono dei territori dove sanno e hanno da anni insomma, capito come che si deve progettare, qual è la proiezione di dove investirli. Insomma, in poche parole, di non buttare via i SKEI e di fare qualche progetto che sia nel tempo utile per il territorio, per i cittadini, e non pensare di fare esogo della borea e dei bocce perché domani non ne serve più. Ecco. Ma però adesso dovremmo restituire questi soldi, Sindaco. Prima li abbiamo presi tutti, adesso dobbiamo restituirli. Lei, un sindaco in prima linea, cosa dice? Possibile non siamo riusciti a portare avanti dei progetti perché mancano tante cose nel territorio, abbiamo bisogno di tante cose. Come mai non è stato pianificato? Eppure abbiamo delle menti anche i CELS che lavorano su questo. Non si riesce a capire, sì, le grandi opere, però poi alla fine neanche le grandi opere hanno superato l'esame. Cioè noi, se andiamo a vedere gli investimenti che sono stati fatti col PNRR, in parte sono serviti, in parte no, perché si doveva forse dare una linea ai territori comuni di indirizzarli tutti su quello che era edifici pubblici, istituti comprensivi, tutti quelli che negli anni potevano permettere di poter abbassare le spese che ha l'ente per poi quelli restanti usufruirli per i cittadini. Anche perché i soldi del PNR erano stati destinati soprattutto al terzo settore, poi sono stati deviati. Mancano case per le RSA, mancano asili, manca tanto, mancano case per le famiglie. Come mai non si è investito su questo, non si sono presentati dei progetti veramente validi per veramente dare risposte alle esigenze del territorio che abbiamo, perché non abbiamo strutture per i diversamente giovani, per i malati mentali. Queste case di comunità, ecco, secondo lei funzioneranno, non funzioneranno? Beh. Abbiamo del personale da riempire questi nuovi ospedali, questi nuovi casi di comunità? Allora, secondo me sì, io ci ho creduto fin dall'inizio sulla Casa della Comunità, perché la storia ci insegna che bisogna insomma, aiutare i territori ed essere vicino alle persone, perché abbiamo visto che quando succede, e come è successo una pandemia, che tutti ci riversiamo lì, salta il sistema. Ci vuole un po' di tempo perché tutte le novità naturalmente devono essere un po' programmate. Importante è che ci siano le persone giuste al posto giusto. E poi c'è carenza di medici, di infermieri, di OS, allora come la mettiamo, su Sindaco? Questo sicuramente sì, perché sappiamo che negli anni come è andato il procedimento dei concorsi, ma secondo come si sta lavorando credo ci sia anche la possibilità del coinvolgimento delle persone che ci lavoreranno anche su questi ambienti. Io sono fiducioso. Faccio il sindaco e devo essere fiducioso. Vediamo se è anche fiducioso sulla sicurezza il sindaco Renzo Carareto. Andiamo a vedere il servizio Carareto Sicurezza.
di poter far girare nel territorio insomma delle persone, dei mezzi con dei fari per poter intercettare anche eventualmente qualche area più buia o qualche insomma strada un po' più desolata. Intensificare i controlli quando si fa buio con i volontari della Protezione Civile o con pattuglie della polizia locale. Il piano è ancora in fase di studio, ma questa è l'intenzione del sindaco Cararetto in risposta al fenomeno dei furti. Dopo i colpi di martedì in zona industriale ad Ossona, nelle ultime ore presa di mira la struttura che ospita la cucina messa a disposizione dalle associazioni del territorio in occasione di eventi o feste. Sono circa le 20:30. In quello stesso momento nel campo sportivo di fronte si sta giocando una partita del campionato Under 15. La sorella di uno dei giocatori è nel parcheggio quando nota 2 persone con il volto coperto da un cappuccio aggirarsi in modo sospetto intorno allo stabile. Avverte la madre che a sua volta chiama i carabinieri. In pochi minuti raggiungono il luogo. Alla vista delle pattuglie i 2 fuggono nei campi vicini. Fortunatamente ieri sera non sono riusciti non entrare e neanche fare degli atti vandalici, perché la prontezza anche delle forze dell'ordine, dei carabinieri che erano qui in zona e che ringrazio, sono arrivati subito. Poi siamo arrivati noi per vedere effettivamente dentro se c'erano dei problemi, se avevano rotto qualcosa, ma non è successo niente. Provvidenziale la segnalazione dei cittadini ed è a loro che si rivolge il sindaco con un duplice appello: avvertire in tempo reale le forze dell'ordine se si vedono movimenti sospetti e dotarsi di dispositivi che possano fungere da deterrente. Questi cittadini ci aiutino per l'allarme o per almeno mettere delle lampadine che si possano illuminare con la fotocellula se passa qualcuno. L'unica fonte di aiuto sono i cittadini, collaborare per prevenire. Poveri cittadini, noi paghiamo tasse, dobbiamo fare anche sicurezza, dobbiamo fare prevenzione, veramente non è che siamo messi molto bene, sindaco Cararetto. Non siamo messi molto bene, nel senso che allora non dobbiamo però pensare di avere una sentinella, io lo dico, come postazione per ogni cancello, per ogni abitazione. È difficile, non c'è mai stata e tantomeno ci sarà. Diciamo nell'insieme a livello di illuminazioni, di sistema è abbastanza territoriale. D'altra parte le forze dell'ordine come la polizia municipale, come insomma l'esercito, anche sul personale stesso non è che abbiamo la possibilità di avere pattuglie continuamente che girino per tutto il territorio. Poi sta di fatto che effettivamente quando tu hai le forze dell'ordine che girano e che trovano delle abitazioni, delle unità, degli appartamenti al piano terra con la siepe, è difficile vedere se dentro c'è qualcuno, È molto difficile. Dunque, per quello che io dico, certo che dovremmo investire sempre di più, fare sempre di più e metterci telecamere anche sempre di più, che io in 7 anni abbiamo raddoppiato quelle che erano le telecamere, perché da 35 abbiamo più di 70 telecamere nel territorio e continueremo a investire. Ma dobbiamo anche cercare tutti di prevenire nella propria unità, perché, ripeto, non abbiamo la possibilità di avere una sentinella. È vero, però è anche vero, sindaco, che io vorrei capire, anche visto i numeri che abbiamo di furti, di aggressioni, di chi ne ha più ne metta, perché basta vedere, ormai si parlava prima, non c'è un orario alla sera col buio, qui arrivano anche alle 9 del mattino senza nessun problema. Il problema è che poi picchiano queste persone, specialmente i più fragili, i più anziani, sanno dove colpire. E soprattutto la storia della protezione civile, la storia dei soldati nelle caserme, perché non fare le ronde di sera, di giorno? Cioè non è che devono sparare, devono solo controllare il territorio e vedere e soprattutto segnalare se ci sono delle situazioni col punto di domanda, perché se io giro di sera o di notte e vedo delle macchine un po' sospette con persone all'interno, ecco, perché non si può fare? La protezione civile non può fare, la polizia locale neppure, i carabinieri
carabinieri non hanno le persone, il numero di persone, tutte le forze dell'ordine. Allora bisognerà pure intervenire, i soldati nelle caserme, io li ho visto anche e lo raccontavo anche in televisione, sindaco, quando c'era il problema del terrorismo in piazza San Marco, c'era appunto questo carro armato con questi soldati, con i mitra spianati, che controllavano chi arrivava e chi usciva. Cioè io non dico di girare con i mitra spianati, no, ma fare delle ronde con questi soldati che fanno anche delle esercitazioni mi sembra non è che siano proprio sprovveduti, visto che anche li paghiamo, visto i numeri che abbiamo, i cittadini non ne possono più, lo dicono in continuazione, la sicurezza è il primo posto ormai, altro che storie. Come potete intervenire? Ecco, quando vi riunite tra sindaci, è possibile che non si riesca a trovare una formula per fare veramente il controllo del territorio, ma è il cittadino che lo deve fare, il cittadino deve fare le ronde, il controllo del vicinato, cioè non lo trovo corretto, sindaco, che poi si faccia un altro discorso, però con le tasse che paghiamo penso che come i politici hanno le scorte, anche noi la nostra sicurezza ci teniamo o no? Non vogliamo le scorte, per carità, ma un po' più di sicurezza fatta dalla politica anche sì, sindaco? Sì, non a caso io avevo lanciato anche la possibilità di poter naturalmente usufruire della protezione civile di tutti quelli che sono nell'ambito, diciamo, di pubblico, perché poi alla fine, insomma, tutti questi enti collaborano per il bene comune, ma dall'altro devono darci qualche possibilità in più. Perché io dico sempre, quando ci si arriva a fare un amministratore o fare il sindaco, sappiamo che dobbiamo assumerci non poche responsabilità, ma noi arriviamo perché le vogliamo e ce le assumiamo, basta che ci dai, diciamo tra virgolette, quel piccolo potere di poter esercitare qualcosa in più. Anche perché la protezione civile, attenzione, non è tutta volontariato, c'è una protezione civile che paghiamo, sindaco. Sì, ma perché poi... questo non si dice, e protezione civile lo dice anche il nome. Allora vogliamo capire che forse è il caso di vedere cosa si può fare proprio con la protezione civile, perché non è che la vediamo solo quando si allagano i paesi, cioè, dobbiamo vederla anche per una nostra sicurezza. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Non esiste che il diritto di avere, diciamo così, la pensione a 25 anni come è successo. Sono cose che si sono messe, come non esiste il diritto di avere, diciamo così, i contributi che si sono messi i parlamentari che entrano nei cinema, che hanno tutto gratuito, poi le pensioni che vengono riversate quando muoiono sui propri cari. Io penso che queste spese qua, che la gente si è arrogata il diritto di prendersi i soldi pubblici, no? Come anche quando si fanno gli aiuti, diciamo così, a pioggia sulle industrie, è solo un arrogarsi il diritto di prendere dei soldi pubblici e darli chi voglio io. Cioè i privilegiati, bisogna smetterla con i privilegiati in Italia. Noi abbiamo diritto di pagare le tasse per avere i carabinieri e polizia, l'esercito e anche avere la sanità, insomma. Cioè no, che bisogna pagare a dei politici somme stratosferiche e dopo sono diritti che si sono presi loro. Praticamente le pensioni che si sono fatti loro sono tutte cose che si sono fatti loro. Non c'è una legge mondiale che dà questi privilegi a questi parlamentari che abbiamo. Quindi il Movimento 5 Stelle ha tentato di tirare via i vitalizi e poi sono andati e si sono rimessi. Adesso gli italiani continuano a votarsi a gente che si è rimessa. Allora io dico, male chi vuole non vuole. Se non ci sono più i soldi per la... E anche perché i cittadini se lo vogliono. Buona giornata. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio, prego sindaco Caraletto.
Beh, su questo argomento diciamo che l'unica cosa che posso rimanere tranquillo è che i vitalizi e i stipendi alti i sindaci non li hanno, e dunque credo che in prima linea vanno a testimoniare con i cittadini che quello che fa un sindaco è, credo, un po' volontariato, perché assumendoci la responsabilità in prima persona di un comune, credo che insomma ci vuole un po' di tanta passione. Però lei, sindaco, è un sindaco di centrodestra prevalentemente, giusto? Ecco, non è che forse prima si diceva la sinistra è troppo buonista, adesso vedrete che le cose cambieranno, ma un conto è essere opposizione, un conto è governare, vediamo che non è così semplice risolvere i problemi. Ecco, lei soprattutto è quello, la responsabilità che hanno dato a voi sindaci, cioè si sono tolte le patate bollenti dalle loro mani, le hanno passate a voi e voi dovete risolvere tutti i problemi con pochissimi soldi, con pochi investimenti che riuscite a fare. Per fortuna che si aveva salvato questo PNR, che è arrivato qualcosa, ma sennò sarebbe veramente stata molto dura. Prego. Beh, allora diciamo sì, centrodestra, poi ripeto, in un ambiente pubblico non è facile un giorno per l'altro fare un cambiamento, risolvere o modificare delle leggi. Credo che ci voglia del tempo. Io credo che si nota quando c'è una continuità per parecchi anni in un comune, magari qualsiasi sia il colore, si nota che arriva il cambiamento, che arriva un sistema diverso. Cioè il fatto che probabilmente noi abitualmente ogni tot d'anni modifichiamo sempre l'apparato di governo, forse questo insomma fa responsabilizzare un po' meno chi è effettivamente al governo, perché scaricare le colpe io qualche volta lo faccio anche, perché insomma qualche sassolino qualche volta bisogna anche torselo, però dico la continuità fa sì che poi tu non puoi più scaricare le colpe. Quello che non riesci a fare non puoi dire è colpa degli altri, devi dire il motivo per cui non sei stato in grado di farlo. Naturalmente, come noi adesso ci si credeva di poter avere qualche incisione in più forse sulla sicurezza, su quello che potrebbe essere stata un po' quelle pericolosità che il cittadino ancora oggi non si sente, però credo che ci voglia un po' di tempo, insomma, ecco, non è proprio matematico che si risolve le cose così in 2, 2, 4 in un ambiente pubblico. Con questo non voglio salvare nessuno, non voglio salvare nessuno, però dico che ci vuole del tempo e quello che tu trovi probabilmente lo devi in qualche modo far continuare per dopo. Beh, insomma, siamo un popolo che non è proprio totalmente facile a modificare un sistema, ecco. Andiamo a vedere questa denuncia di furti a Casier, poi la commentiamo con il sindaco Cararetto. Un 29enne albanese già espulso dall'Italia con accompagnamento in aeroporto a Treviso lo scorso 30 maggio è accusato del raid di furti subito in primavera da una serie di locali pubblici di Casale e Casier. I carabinieri della stazione di Dosson, che hanno raccolto ed esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a dare un'identità all'autore di quei furti. Il giovane straniero, senza fissa dimora, è già noto alle forze dell'ordine. Nella notte del 10 aprile scorso si era introdotto nella pizzeria Pizze Via forzando una finestra. Lì aveva sottratto il fondo cassa pari a 330 euro. Un mese dopo, il 12 maggio, una vera e propria scorribanda a Casier. Nel mirino erano finiti Osteria del Porto, Osteria Casa Mia e Bar Infinity, da dove erano stati rubati complessivamente 1.000 euro. I carabinieri lo hanno denunciato per furto aggravato e continuato, provvedimento in base al quale non potrà fare rientro in Italia per i prossimi 5 anni. Allora, Sindaco, come commentiamo? Ecco, la certezza della pena, chi delinque deve essere mandato via, però questo è ritornato tranquillamente, senza, perché avete sentito, era stato accompagnato all'aeroporto, o che non agganciava l'aereo, o che se tornava un'altra volta, cioè, il problema è proprio, capite come funziona? Prego, Sindaco. Qui effettivamente torniamo sul discorso di prima, perché io per esempio ringrazio le forze dell'ordine, perché naturalmente arrivano a portare a casa il risultato, ma e dopo?
Ecco, su questo, secondo me, bisogna essere a un certo punto decisi, che nel momento in cui, insomma, la persona, qualsiasi sia, ha commesso, non possiamo poi dire domani mattina lo ritroviamo per strada. Dai, oggi dobbiamo anche cercare di incidere un po' di più. A me dispiace dire con certezza qual è un po' la situazione, però diciamo la gente è logico che si stanca, perché magari perché io mi sono dimenticato, pago l'F24 in ritardo, probabilmente passo per un delinquente. Il delinquente invece naturalmente lo lasciamo libero. Ecco, qui oggi il governo deve essere deciso. Certo. Gianfranco Valeri da Cesalto, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Miranda. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno a lei. Io sono stato orgoglioso e fortunato di aver lavorato in comune più di 40 anni. Ecco, ho lavorato con la prima e con la seconda Repubblica, diciamo. Ecco, la differenza, signor Sindaco, è così. Adesso, quando io ho visto ieri le ultime votazioni, certi comuni che vanno a votare il 40%, mi viene i brividi. Io mi ricordo, signor Sindaco, che quando c'erano le comunali andavano a votare nel mio paese e nei paesi limitrofi, si arrivava all'80, all'85% dei voti. Degli elettori e ci adescavano i ragazzi quando avevano ancora i palazzoncini corti, c'erano tutte le segreterie di partito, c'erano tutti, i consigli comunali erano pieni, erano affollati e uno non arrivava in comune, non arrivava a fare il consigliere comunale in comune se non aveva fatto la gavetta, se non era scelto, era preparato, era tutto. Nella seconda Repubblica ho visto l'abisso. Lei quando farà la lista farà fatica a trovare anche chi si mette in lista, vede? Secondo me dobbiamo partire di ricostruire, di portare la gente a votare e di coinvolgere. Vedi, i giovani sono spariti, che fa politica solo, cioè qualche partito ne ha dentro qualcuno. Ecco, volevo il suo parere. Ecco, cioè, la sparizione dei partiti è, cioè, lei ha detto la cosa più giusta di questo mondo. Se io domani mattina vado a fare qualsiasi lavoro, però se non ho l'esperienza di quel lavoro, prima che io prendo le misure ci vuole tanto di quel tempo che non finisse più. Ecco, volevo il suo parere. Buongiorno, grazie signor Sindaco, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, prego Sindaco. Ma allora il parere è che, l'ho detto più di una volta, se tutti andassero a votare probabilmente la situazione che abbiamo oggi come rappresentanti forse cambierebbe, stravolgerebbe tutto un mondo. Insomma, bisogna non lamentarci il giorno dopo perché non si va a votare, bisogna investire e capire la motivazione per cui non si va a votare e cercare di fare il possibile di fare un cambiamento per invogliare i cittadini a crederci nell'andare insomma, a eleggere il proprio rappresentante, perché poi non ci si può lamentare seduti in divano e non si è presenti quando effettivamente occorre dare delle indicazioni. Io nelle ultime votazioni sono rimasto soddisfatto perché sono il primo comune nella provincia che ha avuto il risultato più alto, perché è oltre il 70% di votanti. Dunque vuol dire che bisogna scatenare qualcosa, perché per esempio io ho levato dai plessi scolastici per non farli chiudere e le ho portate le votazioni, i seggi sui palazzetti dello sport, e dunque probabilmente anche questo è invogliato a dare e a premiare questo sacrificio di lasciare i bambini che vadino a scuola. E dunque per qualsiasi cosa bisogna motivarci, bisogna creare le situazioni per ridare fiducia ai cittadini che ci credino a poter insomma portare avanti insieme il cambiamento che deve esserci per qualche situazione, almeno per qualche situazione. Allora, facciamo anche gli auguri ai sindaci che sono stati eletti ieri, tanti anche al terzo mandato, perciò vuol dire, come dice lei, che hanno seminato bene, perché il cittadino se non semini bene ti manda a casa, non c'è niente da fare, questa è la verità. Facciamo gli auguri ai sindaci che sono stati eletti al momento, non quelli che andranno al ballottaggio perché ci vorrà 15 giorni. No, difatti io dicevo che insomma,
mi congratulo con tutti, a qualsiasi colore siano, proprio per anche il risultato ottenuto dai cittadini, perché vuol dire che, a prescindere dal sindaco, ma la squadra ha dato in continuità probabilmente fiducia ai cittadini, che dopo 10 anni che il cittadino, la massa, abbia continuità e fiducia, vuol dire che ci siamo spesi bene. Vuol dire che, a prescindere, anche se non c'è la persona del sindaco, ma col terzo mandato c'è la continuità della squadra, vuol dire che tutto sommato, insomma, nei territori oggi contiamo qualcosa. Possiamo indirizzare probabilmente un cambiamento, un sistema, perché quello che dall'alto sbaglia e che sbaglino è di non crederci più di tanto a quello che va detto da parte del sindaco, che ha la situazione veramente di conoscenza di come potrebbe essere, insomma, risistemato il paese. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di bambini e ragazzi, andiamo a vedere questo spazio ragazzi a Casier. Uno spazio dove i giovani possono incontrarsi, studiare, esprimersi alla presenza di educatori si chiama Crea Lab ed è stato inaugurato dal comune di Casier in piazza San Pio X. Uno spazio aggregativo che rappresenta un segnale concreto di attenzione dell'amministrazione nei confronti dei ragazzi, a maggior ragione in un momento nel quale sempre più spesso si manifestano situazioni di disagio. Sappiamo quante difficoltà oggi ci sono per i giovani e dunque avere anche questo spazio, creando questa possibilità, che poi sarà una cooperativa che cercherà anche di gestire gli orari, i giorni e le esigenze che loro poi successivamente chiederanno, ma di avere uno spazio dove che possono confrontare, parlare, creare una ricerca, uno studio, insomma fare aggregazione tra loro. Lo spazio rappresenta una succursale della biblioteca comunale con sede ad Ossone ed è stato finanziato grazie all'Art Bonus da Nova Facility di Gian Lorenzo Marinese, società che gestisce l'ex caserma Serena. L'esigenza di poter avere questo locale era stata manifestata dagli stessi giovani anche attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Oggi infatti c'era anche il sindaco dei ragazzi e questo è un segnale positivo di come i giovani sono pronti a mettersi in gioco. Bisogna ascoltarli, bisogna dargli dei luoghi in cui possiamo parlarci, perché sicuramente c'è un gap nel linguaggio, nell'espressione tra adulti e giovani. Io come anche giovane assessore cerco di colmare questo gap, però dobbiamo veramente porci in una situazione di ascolto e dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi. Lo spazio aggregativo sarà aperto dal 15 gennaio, al momento per 2 pomeriggi la settimana, il lunedì e giovedì. Questo spazio vede dei risultati, abbiamo sentito i giovani, loro hanno le idee chiare. Ma sì, veramente hanno le idee chiare. Magari inserirli anche un po' alla volta in politica come si faceva una volta, non fa mica male. Guarda, io non ho vergogna a dire che nel secondo mandato io ho un assessore che ha 22 anni, ecco, e dunque la credibilità, l'ascolto e bisogna che noi, io parlo per me un po' più anziano, si vada ad ascoltare e ad investire sui giovani e noi insomma credo che come amministrazione a Casier stiamo facendo tanto, perché stiamo portando insomma i ragazzi dagli istituti scolastici in prima linea per un po' formare quelle che sono anche le idee, gli investimenti, quello che il paese dovrebbe programmare. Senta Sindaco, per quanto riguarda gli anziani, le truffe, chi ne ha più ne metta, ecco, io ho un servizio di Padova, ma non so se riesco a farlo vedere perché manca poco tempo. Ecco, quanta attenzione dobbiamo rivolgere a queste figure che sono veramente in balia del nemico, non riusciamo più a capire, perché se non arriva direttamente il ladro o il delinquente a casa ti revira per telefono. Informarli sempre continuamente e tenerli al centro della situazione di quello che sta succedendo, perché facciamo incontri, insomma tanti incontri sempre, per mantenerli sempre insomma al centro dell'attenzione, perché purtroppo le truffe oggi ormai arriva andando a comprare il pane, insomma, e dunque dico bisogna mantenerli proprio
Li vede molto fragili il sindaco quando li incontra, ecco, cosa nota? No, sinceramente oggi credo che siano insomma svegli, che siano attenti, neanche più di tanto sfiduciati se c'è una continuità di coinvolgimento. Non bisogna abbandonarci, bisogna tenerci attivi. Cioè, il ruolo dei servizi sociali in questo infrangente è molto delicato. Cosa può essere fatto, sindaco? Allora, io credo che ci sarà un cambiamento, ci sarà un sistema da adottare diverso a quello di oggi, ma che non credo si vada più di tanto a incidere nella mancanza del servizio al cittadino, alla persona. Questo è fondamentale. Io ci credo tantissimo, perché finché ci mantengono noi sindaci come insomma proponenti del servizio, sicuramente che credo noi i problemi li conosciamo e come. E partiranno questi ATS fra poco, sindaco? Sì, io credo che insomma se non è fine anno, inizio dell'anno parte. Sindaco, come ci saluta, con quale messaggio? Ormai il tempo è finito, ecco, quale messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Io lascio il messaggio che un augurio alla salute a tutti, che è la stragrande importanza, che i problemi bisogna affrontarli e risolverli, e che naturalmente ci sia fiducia anche partendo dai sindaci e del territorio, che sia fiducia, e che credo che insomma riusciremo come sempre a non metterci in ginocchio, ma andare avanti. Grazie a Renzo Cararetto, sindaco di Caserta, è stato con noi. Adesso andiamo a vedere il vostro segno a chi è andato e noi ci vedremo domani mattina. Grazie. Ciao grande famiglia, stiamo per entrare da Italo, il signor Italo, che è venuto da noi in trasmissione un po' particolare. Suoniamo il campanello e controlliamo. Certo che la porta... Permesso, porta socchiusa, ecco qua Italo. Ciao Italo. Tasi che sei caldo, te la porta che è tutta una poesia, neanche è vero. Permesso. Allora Italo, tu sei venuto in trasmissione e hai chiesto aiuto perché sei senza soldi. Hai avuto anche il coraggio di ammettere che una volta hai fatto anche bella vita, diciamo tra virgolette, però te la sempre lavorare, però purtroppo non ti sei messo i contributi e perciò non c'è pensione e non c'è niente. Esatto. Cosa vuoi dire? Praticamente mi sono accorto adesso che lo sbaglio è mio, solamente mio, la scelta è stata mia di fare così. Fino a qualche anno fa non pensavo a una roba del genere. Adesso la cosa è peggiorata perché sono già 2 anni che ho perso il lavoro praticamente. Adesso meno male che ho trovato da chiudere l'attività. Una volta chiuso l'attività, l'INPS subito emana l'assegno sociale. Non so quanti mesi, se arriva in aprile, maggio, giugno, non si sa quando, però devo chiudendo questa attività di ditta individuale, autotrasporti, il padroncino, che vendo la licenza, e ho trattato stamattina la persona che mi acquisterà sta licenza. Ci vorrà un po' di giorni perché si sta in una burocrazia, e dopo praticamente vado subito al CAF a dire, facciamo la domanda chi è chiuso l'attività, prende le carte e tutto quanto, e loro all'INPS gli ha già risposto tempo fa. Noi non possiamo dargli questo piccolo assegno sociale, che non è una pensione, essendo lei non avendo versato i contributi, non possiamo elargirglielo fino a quando lei non chiude la partita IVA. Allora, però per chiudere la partita IVA che vuole soldi? Gli vuole schei perché la Confartigianato avanza migliaia di euro, 3.000 euro. Cosa vuol dire, Italo, trovarsi senza soldi? Cioè tu facevi una vita normale, lavoravi? Perché fino a 2 anni fa io perlomeno avevo due clientini che mi facevano viaggiare bene. E dopo è successo che praticamente non gli ho più garantito il servizio, perché questa persona che mi ha messo in queste condizioni mi ha scassato completamente il camioncino, mi ha spaccato la macchina, tutto quanto.
sono senza e mi ha messo in queste condizioni. Tu non hai una lira in tasca. Una lira in tasca. E perciò perché mio fratello mi ha lasciato qualcosa. Ma però tra le operazioni sbagliate con questa persona e con altre cose. Insomma, Italo non capi niente, è inutile che agiremo e che aligiremo. Avrò. Speriamo, avrai. Ma al momento non ti più niente. Perché sta casa adesso forse, man mano che vi ha riacquistata tramite il consulente la quota. Sì, perché se tutto è pignorata anche la casa? No, non è pignorata, hanno acquistato all'asta una parte. Sì, però la tua parte è andata all'asta, che hai spiegato. Nel 2014. Esatto. Ha acquistato all'asta questa persona, fino a che non rientra tramite gli avvocati, mettiamo a posto tutte le storie, finché non rientra non possiamo fare niente con questa Ho visto casa. che ti hanno regalato anche del pellet per riscaldarti. Sì, esatto. Allora non è solo 10 sacchetti, ma è già parecchi mesi da quando è venuto fuori il freddo che questa persona, questo consulente sto parlando, mi sta dando una mano. Mi dà una mano, mi ha pagato già 2 bancali di pellets perché questa consuma è per scaldare 2 o 3 stanze. Tu mi hai detto Mirella aiutami. E le bollette. Ecco, tu mi hai detto Mirella aiutami perché io ho le bollette da pagare e non so più come fare. Il direttivo ha deciso di darti una mano perché si aiuta il mondo, cercheremo di aiutare anche te con queste bollette da pagare. Tu dovrai portare tutte le ricevute dei pagamenti che fai con l'assegno che noi ti diamo, eccolo qua. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, prego Italo, che ti permetterà appunto di pagarti queste bollette, di avere un po' di respiro, perché non avere nessun soldo in tasca è impossibile, devi anche andare a lavorare, cerco di avere anche qualche lavoretto. Sì, lo sto facendo. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che veramente state facendo una grande cosa. Allora, come avete visto, Italo si è commosso perché Gavaranca ha sbagliato. Cosa vuol dire? Noi altri diciamo sempre che aiutiamo chi che ha bisogno, non chi si merita. E questo è un altro caso di quei, però bisogna pure aiutarli. Quanti anni ha tu, Italo? 7-0. 7-0, è 7-0 io. Speriamo che il metta un fià di giudizio, è più avanti che va con l'età. No, ce l'ho il giudizio, solamente che... No, il giudizio non ti avrà mai voti. Anni fa, anni fa no. Sì, appunto. Hai il giudizio adesso, quando che è tardi. Comunque dai, saluta la grande famiglia perché prima te eri commosso. Io vi saluto tutti quanti, ci sentiamo mercoledì quando vengo a trovarla. Guarda che ti controlliamo a vista, Ok. Cara grande famiglia, ecco, questi sono i nostri anziani, le nostre persone da aiutare e noi è quello che faremo perché il nostro dovere è questo. Ciao!